chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosa e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Na 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 na. La mia libertà, questa parola magica che abbiamo sentito specialmente in questi lunghi giorni, in questa lunghissima settimana, le ore non passavano mai, non si sapeva veramente cosa stava succedendo. Queste persone che sono scese nelle piazze con le fiaccolate, con i flash mob, ecco, sono riusciti nel male trovare anche il bene, cioè si sono emozionati, dovevano apparire, cosa difficilissima in questo momento, per un fatto tragico che ha scosso le coscienze, spero per molto tempo, non che sia una coscienza e una ribellione passeggera. Dobbiamo cercare di far parlare gli uomini, sono loro i colpevoli, non siamo di sicuro noi, quelli, e sono molti che continuano a far sì che gli femminicidi aumentino. Ecco, queste veramente delle lesioni selvagge che vediamo sui volti delle donne, sui corpi delle donne, nel silenzio totale, ma soprattutto anche questa violenza psicologica che perpetua, che continua nei posti di lavoro. Avete sentito anche ieri l'imprenditrice cosa ha raccontato, l'ho provato nella mia pelle la prima volta. Alla mia domanda se ha abbassato gli occhi oppure se è riuscita a guardare in faccia quella persona che con lo sguardo, con una parola la stava umiliando, ha detto: la prima volta ho abbassato gli occhi, perché siamo così, facciamo le crocerossine anche quando sappiamo benissimo che dobbiamo dire basta, di smettere di frequentare, di dare là a questa persona,
però un po' alla volta. Io sono convinta che ce la faremo, però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, specialmente degli uomini. Devono più partecipare, più dialogare e pur mettere alla gogna quegli uomini che continuano a comportarsi in maniera becera, umiliante per noi. Ne parleremo questa mattina con un ospite graditissimo che è Don David Berton, parroco di San Biagio, Spercenigo e Rovarè, perché oggi è una giornata importante. Oggi è la giornata della Madonna della Salute. Chi è che non vorrebbe il primo posto alla salute? Ecco, il nostro bravo regista Andrea Basso ci sta facendo vedere le immagini proprio in questo momento a Venezia di questa messa solenne della Madonna della Salute, ma veramente si stanno preparando perché sarà una giornata molto importante. Ecco, speriamo che Gesù, la Madonna, tutti i santi e Dio dall'alto guidi queste menti malate, perché per me sono menti malate. Pensate cosa ha scritto qualcuno ieri sui social, ha dato ragione a questo ragazzo, ma era prevedibile, l'abbiamo visto anche con Maso dopo l'uccisione dei genitori, che è diventato un eroe, un divo. Ecco, quello che mi fa paura, e vorrei parlarne con Don David dopo, sono queste menti malate, perché ci può essere la mente malata di turno, ecco, che si lascia condizionare, strumentalizzare da questo malessere che ha e poi finisce in un disastro. Saluto anche Vincenzo Allegra, collegato da Padova, ristoratore e vicepresidente APE, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, perché anche lui avrà da raccontare qualcosa di un suo collega, che bisogna anche capire che dobbiamo anche un attimo darci una regolata tutti noi o molti di noi. Grazie Allegra di essere qui con noi. Allora, Don David, oggi giornata solenne, giornata della Madonna della Salute, come avevo visto le immagini, si stanno preparando. Prego Don David, cosa ci racconta? Beh, intanto saluto tutti, grazie Mirella del vostro invito, saluto tutti i telespettatori, anche il signor Allegre che è in collegamento con noi. Oggi è una festa bella, sì, la Madonna della Salute, che risale ancora ai primi secoli del cristianesimo, propriamente quando fu costruita accanto proprio al Tempio di Gerusalemme la chiesa dedicata a Santa Maria Nuova, cosiddetta. E hanno sempre visto i cristiani dentro la figura di Maria, in Maria, una fonte di salvezza, ma non è... Noi la chiamiamo anche Salus Infirmorum, salute degli infermi, ma è un titolo, attenzione, che dobbiamo andare un po' oltre il semplice aspetto del miracolo, no? Come se ci appelliamo a Maria che ci faccia guarire tutti, perché sennò saremo ancora tutti belli in salute e i nostri ospedali sarebbero anche liberi, eccetera. Non è una ricerca di un miracolo, ma è una ricerca di quella salute, diciamo, dell'animo, che ti permette anche di affrontare una malattia fisica, del fisico, che ti permette anche di tenere presente che nella tua vita il limite c'è sempre. C'è quel limite ultimo che sarà la morte, perché mi pare che da quando esiste l'uomo la morte esiste anch'essa, nel senso che la nostra vita finisce con questa tappa che è la morte, però possiamo vivere, ecco, questa tappa fondamentale, anche altre prove che nella vita abbiamo, con una forza in più, che una forza spirituale che viene proprio e viene partecipata dall'intercessione di Maria. Questo è il senso oggi di celebrare questa bella festa. Anche ho visto le immagini di Venezia, che sappiamo che ogni anno è tra le feste insieme al Redentore e a San Marco, certamente le tre feste principali della nostra città di Venezia. E parlando visto l'introduzione che hai fatto e parlando della Madonna della Salute, io credo che oggi dovremmo avere, meglio, avere la cortezza, l'attenzione di chiedere a Maria che guarisca soprattutto, sa che cosa, secondo me? Il nostro cuore. Il nostro cuore. Tu giustamente hai parlato prima, no? Anche qualche pazzo, chiamiamolo pure così, che posta nei social e dice: ha fatto bene Filippo. Beh, insomma, io spero che questa uscita sia semplicemente una bravata, un'azione provocatoria, che in realtà non lo pensi. Però sai, magari qualche pazzo, che qualcuno scrive anche queste cose, lo possiamo anche trovare, ma forse per provocare, chissà cosa vuol dire. Ma lasciando stare queste frange estreme, che ripeto mi auguro siano solo delle provocazioni, non lo pensino, credo che per tutti noi ci sia bisogno di una guarigione del cuore. Cioè, penso, lunedì era il 20, lunedì abbiamo celebrato la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, ecco, scritte ovunque,
le Nazioni Unite con poderosi documenti riconosciuti da tutti gli stati, eccetera. Le belle parole ci sono ovunque. I diritti dell'infanzia penso che siano ancora più importanti di quelli degli adulti, perché sono gli indifesi, i deboli. Ma poi veniamo alla realtà. Cosa sta succedendo ai bambini ucraini? Quei bambini uccisi nei kibbutz israeliani il 7 ottobre, adesso continuano con quelli palestinesi. Ci sono, non lo dice nessuno, ci sono migliaia e migliaia di bambini in Sudan che stanno morendo di fame, ma letteralmente di fame ancora, per dire. Allora questi diritti, non basta la proclamazione, non basta il documento, dobbiamo guarire secondo me il cuore. E a riguardo del fatto con cui siamo partiti, della cara Giulia e di Filippo, di questo omicidio, tutto da dimostrare, ma insomma mi pare che, ecco, anche senza arrivare, di così. Sembra abbastanza chiara la cosa. Però, ecco, ti rendi conto che quest'anno ci sono stati circa 280 omicidi in Italia, 280, e 83, dati alla mano di qualche giorno fa, 83 sono femminicidi. 105. Cioè un terzo. 105, dato ufficiale dato ieri. Femminicidi. Aumentati quindi, ecco. Femminicidi, 105 quindi femminicidi. siamo anche oltre un terzo degli omicidi in Italia. Don David, però facciamo una parentesi. Lei ha detto i diritti dell'infanzia, però io accosterei anche i doveri dell'uomo, del potente, di difendere l'infanzia, certo, di difendere la fragilità. Io ho il dovere di avere questo, ma tu hai il diritto di proteggermi, perché solo se tu mi proteggerai io potrò avere questo aiuto, questo supporto. Il problema è che non si fa, si parla, perché le guerre aumentano. Guardate quante guerre ci sono nel mondo, sì, perché sì, noi sentiamo quelle più vicine, ma ce ne sono tantissime. Sì. Penso che Papa Francesco ormai sia sfinito per cercare di far capire, ecco, di cessare queste guerre in tutto il mondo che portano solo morte e distruzione e benessere a nessuno. Qualcuno si arricchisce di più, ha più territorio, più potere, ma alla fine, come dice lei, morirà. Cioè non è che siano eterni queste persone, di noi. Però non basta mai, il potere esalta, il potere veramente annulla quella che è la tua persona, la tua realtà, il dovere che hai invece di aiutare quello che è in difficoltà, di aiutare il tuo popolo. E invece no, non funziona così. Allora, Vincenzo Allegra, io so che questa mattina, oltre che parleremo di questa ristorazione, si sta avvicinando il Natale, la festa più bella che ci sia, ma soprattutto i problemi che avete avuto, che continuate ad avere, le materie che aumentano, le materie prime, voi che dovete tenere i prezzi sempre molto fermi, molto attenti, perché sennò la gente non ha la possibilità. Io non vedo l'ora di vedere i risultati di questa colletta alimentare anche quest'anno, perché gli addetti ai lavori erano un po' pessimisti, ma soprattutto lei vuole fare anche un appello per il suo collega ristoratore che sta vivendo anche lui una guerra, purtroppo, perché qualcuno non capisce che c'è proprio qualcuno che non c'entra niente con quello che è successo con la morte di Giulia, ecco, e la famiglia di Filippo, perché non se ne può, non si può ragionare così. Cosa vuole dire Allegra? Prego. Beh, allora, facciamo così, diamo un minimo di speranza per il Natale. Sicuramente sarà un bel periodo per tutti quanti, le attività stanno lavorando. Sì, c'è qualche difficoltà ancora perché abbiamo gli strascichi del costo delle materie prime, un po' tutto che sta aumentando. Si fa a gara per riuscire a mantenere i prezzi, anche se è abbastanza difficile. Ma insomma, visto il periodo, cerchiamo di dare un po' di felicità e sperare in un Natale bello e soprattutto pieno d'amore. Questa è la prima parte. Per quanto riguarda il nostro collega, abbiamo la famiglia di Federico, che è attualmente il proprietario del ristorante La Cicogna di Torreglia, che sta vivendo veramente un incubo. È stato toccato purtroppo a pieno dall'ondata causata dall'omicidio di Giulia. Sono i proprietari della Cicogna, che era l'attività gestita per molti anni dalla famiglia Turetta, che però è stata venduta nel 2011
e quindi Federico attualmente ormai da più di 10 anni insieme alla sua famiglia lo sta gestendo, e purtroppo ci sono giornalisti che fanno il loro lavoro probabilmente non con tutti i criteri e hanno fatto quasi intendere che l'attività fosse ancora della famiglia Turetta. Cosa è successo? Succede che negli ultimi 3-4 giorni i titolari della famiglia Cicogna sono tempestati di chiamate, insulti, minacce, addirittura sono arrivate persone all'interno del locale perché pensano di trovare lì qualcuno collegato direttamente a Filippo. È una situazione paradossale, basterebbe un attimo informarsi meglio oppure leggere completamente il corpo degli articoli che vengono messi online o sui giornali stessi e capire che in realtà la famiglia Turetta attualmente non ha più nulla a che fare con il ristorante con la Cicogna. E quindi insomma si fa un appello un po' a tutti quanti di fermarsi. Dillo chiaramente, Vincenzo, che la famiglia Turetta non ha niente a che vedere con la gestione del ristorante La Cicogna, che è tutta un'altra famiglia, un'altra gestione. È un'altra famiglia, un'altra gestione, non c'è nessun rapporto e di conseguenza insomma si chiede un po' di buon senso alla gente di fermarsi, di evitare di intromettere già in una situazione che è estremamente difficile persone che ne sono completamente escluse in questo momento perché proprio non ne hanno parte, ecco. Mi sembra, Don David, poi do la parola anche al nostro Rinaldo da Venezia che sta aspettando, che passi la legge del taglione, nel senso mi faccio giustizia da solo, decido di uscire di casa, di andare a prendermeli. Ma chi sono queste persone che si permettono di fare questo? Ma come puoi tu permetterti di entrare in una proprietà privata, di mandare dei messaggi veramente terribili a una famiglia che non c'entra niente? Perché non mi sono informato bene, perché non so, ma decido che quello che ho sentito è giusto, è vero. E qua viene fuori proprio la legge del taglione, il Far West che non deve essere. Già li abbiamo tutte le mattine quando usciamo di casa, queste persone che pensano di essere loro gli unici che sono nelle strade. Ecco, è una cosa incredibile. Sentiamo allora Rinaldo da Venezia, poi do la parola a Don David Berton. Rinaldo? Buongiorno. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto saluto Berton, va bene che l'ho visto ancora e lo vedo volentieri. In ogni modo, la Madonna della Salute per i veneziani è un giorno di andare vicino ai parenti, ti pensi una candela perché sta bene la tua famiglia, i tuoi amici, è un giorno di gioia, no? Non dovrà essere mischiato o altre robe. E neanche come stasera poveretta, che la fa, e dopo di tutte le famiglie, perché neanche le famiglie non ha colpa. Se il figlio si è storto, no, adesso viene fuori la politica, è patriarcato, ma abbiamo fuori del seminato, sta famiglia, la sto po' di loro, quello che è colpa e quello che è morto. Bisogna sostenerli nello stesso modo tutte e due famiglie. Cosa c'entra un estraneo che si permette di scrivere certe robe? Ma perché? Guarda, è il ristoratore che non c'entra niente, è la sua nome in parentali. Ma come si può essere? Su che Italia vivete? No, Rinaldo, chiariamo bene, non sono imparentati, sono due cose completamente diverse. Chiariamo bene, per carità, che c'è già abbastanza confusione. Sono proprio due realtà diverse, uno ha venduto e un'altra famiglia ha acquistato. Prego. Basta, chiuso, ma è lo stesso, non c'entra niente, non si va a permettere di fare queste robe. No, assurdo, ancora di più, Mirella. Perché viviamo su un mondo balordo, brutto. Se pensava che facendo studiare i fiori diventasse meglio degli altri, il è peso degli altri che siamo nati qua a guerra, che non avevamo neanche scatti indosso, Mirella. E io dico tutto, l'unica roba che mi dà è educazione, rispetto per gli altri, vabbè. Dopo sappiamo ormai i fiori, i genitori garolinai, ma se ti dà un figlio, ti dà la possibilità, ti scegli di farlo sta bene o no?
No, Grazie Rinaldo, grazie, veramente grazie della telefonata, sempre chiaro il nostro Rinaldo, e soprattutto le riflessioni che si fanno a casa. Io non sono d'accordo sui giovani, li abbiamo sentiti ieri, non è perché succeda che qualche giovane fa degli atti impropri, chiamiamoli così, non saprei neanche come chiamare, perché veramente sono delle aggressioni con una brutalità incredibile. Però poi abbiamo sentito quando parlano quelli veri, quelli buoni, quelli che hanno il cuore buono. Don Certo, David. sì, Prego, Don David. ce ne sono. Intanto mi collego e rafforzo l'appello che ha fatto il signor Vincenzo sul fatto di distinguere le cose, e quindi la solidarietà nostra che va certamente ai gestori attuali di questo ristorante La Cicogna. Quindi davvero distinguiamo e non facciamoci sempre prendere giustamente dalla mancanza di informazione. Basta che uno posti anche una fake news e quella diventa la verità. No, dobbiamo capire da dove viene sta fonte, quanto certa è, documentiamoci, proviamola, eccetera, se no vengono fuori queste cose qua, cioè assalgono al ristorante quando... Ecco, io credo, collegandomi a quello che diceva il nostro invece, come si chiamava il nostro interlocutore? Rinaldo, che ha chiamato, ha detto a un certo punto un passaggio importante. Manca l'educazione, ma attenzione, l'educazione non è solo scusa, permesso, grazie, eccetera, la buona educazione, quella che si chiamava una volta buona creanza, ma manca oggi, è questo, l'educazione all'amore e all'amare ai nostri giovani, cioè l'educazione proprio alla relazione vera. Questa è la fame di cui hanno i nostri ragazzi oggi, e di questa fame qui i nostri, non quella del ventre, ma la fame di educazione all'amore, i nostri giovani rischiano di morire, oppure muore davvero, come abbiamo visto. Cioè, capitemi bene, uso un termine morte, ma lo uso con tutt'altro versante, il versante positivo. Cioè, manca l'educazione all'amore, nel senso che è quella fondamentale che bisogna imparare, attenta Mirella, a morire perché viva l'altro. Non allora la vendetta, il taglione, tu non mi vuoi, non vuoi stare in una relazione con me, eccetera, ti faccio fuori perché non mi dai quel benessere psicofisico di cui io ho costantemente bisogno. No, l'amare è anche imparare a morire perché viva l'altro. E non è, permettimi, solo una questione cristiana, evangelica, è una questione anche umana. Ieri sera ho sentito una frase molto bella, cioè me la sono anche scritta qui, la voglio citare. La sapienza della vita è saper morire. Perché? Perché ogni gesto d'amore, quando è vero, puro, gratuito, oblativo, cioè un dono dato gratuitamente, ogni gesto d'amore, per quanto poco, se ci pensi bene, è una morte per noi, perché rinuncio, rinuncio a qualcosa, rinuncio al mio tempo, rinuncio ad una risorsa, rinuncio ad una penna perché te la regalo, ne hai bisogno, cioè dalle cose più semplici, no? Per fare spazio a te, perché tu viva. E allora, capisci, è vero, bisogna imparare a morire all'egoismo perché viva anche l'altro. Questa è l'educazione di cui abbiamo bisogno. Giusy da Treviso, vai Giusy, ciao. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Anche stamattina Mirella ho sentito su Rai 1 una moglie strangolata e andiamo avanti così ogni mattina. Di 73 anni e si è accorto il figlio. Pensa a questi bambini, questi figli, cosa vedono e cosa le rimangono impressi per tutta la vita. Come fanno a vivere così su una casa di 73 anni? Non ho parole. Allora, bisognerebbe che i genitori sappiano di dire anche di no, perché se dicono quasi sempre di sì, Mirella, vengono su violenti, perché ho sentito stamattina una psicologa, devono saper dire anche di no per il loro bene, perché quando vanno in mezzo alla gente non trovano sempre quelli che gli danno ragione come casa. Questo è il discorso. Li stanno rovinando, Mirella, stanno rovinando i figli, perché da piccolini, se tu non li insegni bene veramente cosa è la vita, diventano violenti, perché la mamma dice sempre di sì,
E una volta ho detto a una mamma, ma tu devi anche insegnarle a questo bambino, a questo ragazzo. Ma no, ma ho paura perché se dopo gli faccio qualche osservazione mi scappa di casa. Non scappa di casa. Mia mamma, se non mi prendeva al mattino, a mezzogiorno quando andavo a casa a giocare, me le dava. E io dicevo, ma cosa ho fatto? Da stamattina. E non mi sono pentita di quello che ha fatto. Adesso sono troppo, sarà perché anche lavorano dalla mattina alla sera, li lasciano liberi, perché anche loro sono dei vagabondi di giorno, questi ragazzi, sono dei vagabondi. Non do la colpa ai genitori, ma insomma è così. Vi ringrazio. Grazie Giuse, abbiamo sentito anche le riflessioni di Giuse, dopo vediamo se vuole aggiungere qualcosa Don David Berton, però adesso io passerei a Vincenzo Allegra per capire, ecco, la moda dei menù, perché adesso ci sono tutti questi menù. A Natale che moda ci sarà? Avete cambiato il menù? Ammette qualcosa, perché noi abbiamo sentito adesso c'è il granchio blu, c'è sempre qualcosa di nuovo, ma soprattutto la tradizione nel mangiare. Ecco, cosa richiede da parte vostra l'attenzione soprattutto a capire i gusti? I gusti sono cambiati, sono gli stessi, il panettone è sempre il panettone, il bollito, i tortellini, perché questo è Natale, poi c'è il pesce. Prego. Beh, diciamo che alla gente piace la tradizione, piace anche l'innovazione, piace anche provare prodotti magari non della propria terra direttamente. Noi siamo un ristorante siciliano qui a Saccolongo, quindi quel di Padova, quindi insomma poi ogni locale logicamente adegua la propria cucina ai gusti proprio personali dell'attività e cerca di farli apprendere e conoscere ai nostri clienti. Beh, noi solitamente, facendo specialità soprattutto di pesce, Natale ci dedichiamo al pesce, anche se spesso ci chiedono poi magari menù paralleli a base di carne, e quindi diciamo che comunque la tradizione chiama alcuni prodotti perché fanno parte proprio della nostra cultura. Il panettone, il pomodoro sono elementi fondamentali, anche perché insomma ci uniscono e creano un filo conduttore di un po' della nostra tradizione. Se mi permetti, però, vorrei un attimo parlare un po' di questa situazione, perché i tuoi ascoltatori, insomma, vedo che c'è un po' questo accanimento verso i giovani d'oggi. Diciamo che probabilmente qualcosa si sbaglia, ma la differenza forse fra ieri e oggi è il fatto che oggi viviamo nel mondo social, viviamo nel mondo della televisione, dove tutto quanto viene riportato e viene anche a volte riportato male. Ricordiamo la cicogna, un errore di come è stata presentata l'attività ha portato l'attuale proprietà a vivere incubo, e se non doveva essere messa in mezzo. Ma diciamo che quello che succedeva una volta non aveva la risonanza e la cassa di risonanza che oggi si può avere attraverso i social, come ho detto, e la televisione, ma accadeva lo stesso. C'è un bellissimo film attualmente che sta girando, che è quello della Cortellesi, che dimostra quella che era la situazione delle donne negli anni 50, 60, 70 di questo secolo. Quindi stiamo parlando di un mondo in cui le cose avvenivano e rimanevano in casa. Oggi è un mondo in cui probabilmente è più facile che questo finisca sui giornali. Adesso incolpare i giovani di cambiare completamente tutto, insomma, e di cambiarlo in peggio non è proprio la cosa più adatta. Anzi, possiamo dire che ogni generazione rompe un po' quel muro di omertà che c'era in passato e cerca di venire fuori da una situazione che questo paese ha vissuto prima che si potesse cominciare a parlare liberamente in questo modo di femminicidi. Prima era molto più silenziato e di conseguenza se ne sapeva ben poco. Quello che succede è che ancora oggi avvengono questi eventi. Come hai detto tu, Mirella, prima, Giulia è la 105esima vittima di quest'anno, quindi sono 104 donne che prima di oggi, di qualche giorno fa, hanno subito le stesse conseguenze. La differenza abissale che c'è fra le 104 persone e l'unica, che è Giulia, che ha creato tutto questo movimento intorno a questa situazione, è il fatto che l'Italia intera ha potuto osservare e vivere appieno la situazione, la storia, l'evoluzione. Si è creata speranza nel fatto che si potesse riavere Giulia a casa sana e salva, che la situazione potesse normalizzarsi in modo rapido, e invece abbiamo potuto vedere come può
cambiare radicalmente e in modo pessimo, e quindi questo ha suscitato nel pensiero, nell'animo delle persone una montagna di emozioni. Poi purtroppo abbiamo persone che le estremizzano e vanno poi a casa la cicogna a fare... Vedi, Vincenzo, ne basta una, ha sentito Giusy, un'altra questa mattina, perciò siamo a 106, cioè ne basta uno per sconvolgere la mente tutti i giorni di tutti, perché i messaggi che arrivano sulle menti malate sono questi, non c'è niente da fare, sei mia, sei mio possesso, oggi decido di ucciderti, non c'è niente da fare, oggi ti uccido, ti ammazzo a mani nude, coi coltelli, con un bastone, ti violento, ti stupro, perché tanto tu sei un oggetto e decido di appropriarmi di quell'oggetto. Abbiamo Sebastiano da Abano, vai Sebastiano. Pronto? No, Sebastiano non c'è. Allora Don David, prima di andare in pubblicità, cosa vuole aggiungere? Anzi, diciamo che poi Don David darà anche la benedizione ogni volta che viene, lo fa, soprattutto oggi, una giornata molto importante, soprattutto per i credenti, ecco, la Madonna, questa madre di tutti noi. Prego, Don David. Ma mi collego a quello che diceva il signor Vincenzo, nel senso che sono d'accordo che non si può generalizzare sui giovani d'oggi, perché ce ne sono tanti e tu lo sai anche molto bene, ce ne sono anche tanti di bravi, impegnati, eccetera. Certo, un elemento importante è, e scusami perché siamo qui in una trasmissione, ma io credo, se no non sarei qui, che questa trasmissione voglia diffondere anche del bene e incoraggiare al bene. Per cui la spettacolarizzazione di questi fatti, qualche volta il giornalismo, i social, eccetera, spingono a una diffusione anche eccessiva, a parer mio. Anche... Fermo un secondo, Don David, perché è arrivato Sebastiano, lei sa come funziona, se no mi cade la linea che è riuscito a riprenderla. Vai Sebastiano. Buongiorno signora Minella, a lei e ai tuoi ospiti. Buongiorno. Senti, io per quanto riguarda, il problema è, oltre a dire no ai propri figli, ci dovrebbe essere una legge chiara che chi commette questi reati va in galera e si buttano le chiavi, oppure ti fai 30 anni, ma 30 anni devono essere 30 anni. E non è che dopo diciamo la buona condotta hanno i sconti, no, se tu io ti do 30 anni, se tu in questi 30 anni ti comporti bene, dopo 30 anni esci, se ti comporti male ti faccio uscire più avanti dopo 35-40 anni, e non te ne dare buona condotta. Perché questa gente dopo che fa? L'abbiamo visto pochi giorni fa, uno che aveva ucciso la moglie con 57 coltellati perché è obese, perché fuma 200 sigarette al giorno, è andato fuori a casa a caldo, bello, così si passa il Natale con la propria famiglia, intanto quella poveretta è sottoterra. Ora io dico, questa gente che va in galera perché diventa obesa e perché fuma tanto, ma scusate, ma in galera perché gli dai la possibilità di diventare obesa? Cioè, o di fumare 200 sigarette? Cioè, è lo Stato che non dovrebbe permettere queste situazioni qua. No, una diventa obesa, allora io pure sono obeso, posso commettere tutti i reati che voglio, tanto mi mettono agli arresti domiciliari perché sono obeso. Ma siamo grandi numeri, ma in quale società stiamo crescendo i nostri figli? Ci vogliono certezze della pena. Finché non ci saranno quelli, purtroppo ci saranno sempre vittime. Quella è la realtà. La ringrazio signora Minella e mi scusi per lo sfogo. No, grazie Sebastiano, la faccio per voi, la trasmissione serve per sentire il popolo cosa ne pensa, visto che parliamo poco, almeno riusciamo a parlare e a condividere le riflessioni. Pubblicità. È tornato tra i banchi di scuola del liceo Canova, dove si è diplomato questa volta Magistralis sulla riforma della giustizia, ma il ministro Carlo Nordio ha cambiato prospettiva parlando agli studenti del caso di Giulia Cecchettin. I femminicidi sono in aumento, c'è una generalizzata incapacità di distinguere il bene dal male. Le leggi ci sono, ha ribadito Nordio agli studenti, ma servono fino ad un certo punto. Ho parlato ai ragazzi, è stato un incontro estremamente emozionante per ritornare al vecchio liceo dove io ho studiato, ma anche per la loro grande attenzione e la loro sensibilità. Ho ripetuto il concetto che sono utili le leggi
ma non sono risolutive. Quello che è risolutivo è l'educazione, l'informazione e la sensibilità del rispetto verso la persona altrui. Ci sono gli atteggiamenti spia prima che accada l'irreparabile, ha detto l'ex magistrato, sintomi di un possibile aggravamento di violenza. Abbiamo intenzione di preparare un opuscolo con una grafica molto comprensibile. Informare è importante. Da diffondere nelle scuole, ma anche nei luoghi di lavoro e ovunque possano esservi delle situazioni di rischio, perché è soprattutto dall'informazione che parte il primo passo verso una educazione al rispetto altrui. Per quanto riguarda la proposta di legge bipartisan sull'educazione all'affettività nelle scuole, il ministro dimostra di avere seri dubbi sulla sua fattibilità. Occorre anche allora una formazione di docenti, perché insegnare l'affettività non è compito proprio così facile come insegnare la matematica. E aggiungo che comunque la consapevolezza dei doveri etici e sociali che derivano nei rapporti con il prossimo si acquisisce soprattutto in famiglia. Abbiamo Mariangela dalla provincia di Padova. Ciao Mariangela. Ciao. Allora, riguardo al femminicidio, io volevo dire il mio parere, che sarà un po' drastico da quello che dirò, però io la penso semplicemente così. Ci sono moltissime donne che muoiono per niente. Io applicherei la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, perché in questa maniera non se ne viene fuori. È inutile secondo me fare opuscoli, questo, st'altro, quell'altro. I bravi ragazzi, come quello che abbiamo appena sentito, abbiamo visto cosa hanno portato. Allora, se noi ne puniamo in maniera proprio cattiva 2 o 3 di queste persone, vedrai che poi gli altri ci pensano bene prima di fare certi gesti o certi omicidi. C'è troppo permissivismo secondo me e purtroppo ne rimettono le persone oneste e le persone buone. Mariangela, scusa un attimo, ma chi dovrebbe fare la legge del taglione allora? Chi è che dovrebbe fare la legge del taglione? Il governo lo deve fare, lo devono applicare. Cioè, ma noi ci rendiamo conto che ci sono persone che uccidono mogli, uccidono le figlie, i figli e poi dopo 10 anni neanche sono fuori, ma che neanche? Gli si permette di studiare, gli si permette di vivere bene in carcere e noi qui dobbiamo lavorare, diventare matti per mantenere loro, perché poi magari escono e uccidono di nuovo. Ci rendiamo conto in che società viviamo? Io sinceramente ho paura di uscire di casa, perché se trovo un matto che senza ragione mi fa del male, può capitare, capita. Cioè tutto questo permissivismo a cosa ha portato? Che ci sono persone migliori in questa terra? Non mi sembra proprio, sai, scusami sarò drastica, però non mi sembra che finora le cose, avendo permissivismo, aiutando tutte queste persone, abbiamo trovato beneficio. Anzi, andiamo sempre peggio. Perdonami, questo è il mio parere. Mariangela, magari ci sarà chi non è d'accordo, per carità. Questa mattina sono accompagnata da un prete perché sapevo che avevo bisogno anche del sostegno veramente psicologico, perché i messaggi che arrivano sono devastanti, l'ho detto prima, queste chat, queste cose, avete sentito Mariangela, io ho paura di uscire, pensare sempre di trovare un matto per la strada, che può succedere, dice, e non si può neanche dire di no, che non è vero questo, prego. Sì, io su quanto diceva Mariangela mi trovo d'accordo e anche in disaccordo, nel senso che lei manifesta un disagio, una paura, l'ha chiamata anche così, che è vera, cioè non nascondiamoci dietro un'immagine, dietro a un filo, è vero, c'è questa paura, però mi domando innanzitutto perché abbiamo il diritto di applicare la legge del taglione verso qualcuno per poi far che cosa? Cioè non si educa solamente con il terrore. Io sono per la certezza della pena, lo sono, e questo è il mio parere personale. Però attenzione che la certezza della pena non è semplicemente botte, un castigo e per 30 anni sei così. Perché se poi esci dal carcere
magari ancora, che non sei cambiato in meglio, a cosa è servito questo carcere? Però Don, scusi, se noi facessimo come dice Mariangela, apriamo una parentesi perché è giusto anche capire, tu togli la vita a una persona, tu la togli per il tuo comportamento che hai usato. Benissimo. Allora in quel momento tu sai che hai l'ergastolo a vita, punto. Non è che bisogna fare 100 passaggi e vedere se hai l'avvocato, i fori che ti proteggono, la legge, il buon comportamento, il patteggiamento, perché le hanno inventate tutte. Tu togli una vita a una persona perché ti sei comportato in maniera scorretta, sei quello che vuoi, ma gliel'hai tolta, perfetto, ergastolo a vita, punto. Su questo sono d'accordo, ripeto, sulla certezza della pena, però attenzione che la certezza della pena, questo voglio dire, lo dico con uno slogan, non diventi vendetta. Perché comunque, adesso mi capite bene, spero che anche i telespettatori capiscano, comunque potessimo anche togliere la vita a Filippo, è un pensiero ipotetico, irreale il mio, questo ci riporta Giulia in vita? Forse? Ci riporta Giulia in vita? No, ma diamo rispetto alla morte di Giulia. Seconda cosa, dico, anche tutta questa spettacolarizzazione, anche le marce che stiamo facendo, ho visto l'altra sera a Padova, eccetera, io dico, vanno bene, sensibilizzano, ne abbiamo parlato anche prima personalmente tra me e te, sensibilizzano, fanno uscire anche, come dire, fanno conoscere il tema e ci spingono a parlare di rispetto, di educazione, tutto quello che abbiamo detto finora. Però anche dall'altra parte dobbiamo essere attenti, è una riflessione che faccio io, perché tutte queste marce, slogan, eccetera, no, quando succedono questi fatti, possono avere, ipotizzo, possono avere anche un risvolto negativo, e cioè qual è? Quello che ci ha espresso con le sue parole la signora Mariangela adesso, cioè creano una sfiducia di fondo nell'altro. Quindi gli altri continuano ad essere dei nemici, continuano ad essere qualcosa da cui difendermi e non qualcuno verso il quale ci vado. Vincenzo Allegra, dobbiamo correre purtroppo perché veramente il tempo è tiranno sempre con questa trasmissione. Prego Vincenzo, cosa ne pensi? Beh, devo dare ragione al padre, nel senso che siamo in questo momento galvanizzati da un omicidio efferrato e di conseguenza le coscienze ovviamente si difendono per dire io non c'entro niente con questo, io non sono questo, noi non siamo così. Ed è ovviamente giusto. La legge è un'altra cosa. Ricordiamoci che l'apparato burocratico affonda le radici anche nel cristianesimo stesso, e quindi lo scopo non è quello di portare alla morte Caino, ma è quello di trovare modo per redimere e rieducare, altrimenti ci troveremo a essere come gli Stati Uniti, dove c'è la pena di morte e ci vogliamo la coscienza con una siringa nel braccio. Sì, però Vincenzo, scusa, io dico, quando questo papà dice, ieri l'abbiamo sentito, questo povero padre Gino, la sorella, i fratelli, io non rivedrò più mia figlia, mia sorella non dormirà più nella stanza accanto, questa creatura non tornerà più e questo dramma lo vivrà per sempre la famiglia, perché poi per gli altri passa, ma la famiglia avrà sto dramma. Allora, se c'è una legge, tu hai tolto la vita a una persona, perciò io non dico la pena di morte, dico carcere a vita. Nel carcere lavori, però carcere a vita, perché non è possibile che dopo 10 anni per la buona condotta, perché abbiamo gli avvocati, perché ho anche la possibilità economica, queste persone sono libere. È un'ingiustizia verso il dolore delle famiglie che non rivedranno più i loro cari, è un'ingiustizia pazzesca, perché questa persona non ritornerà più e l'hai uccisa in una maniera talmente brutale o anche pianificata che non ha storia, non c'è storia. Nadia, prego. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Un mio parere. Allora, Filippo, quando ha ucciso, avrebbe avuto il coraggio, dovrebbe avere avuto il coraggio
di suicidarsi. Perché adesso quei genitori, anche penso la famiglia sua di Filippo, cosa passa? Perché tutti puntano il dito sui genitori di Filippo. I genitori e la famiglia di Filippo non impone niente. Chi lo sa cosa è passato per la testa di Filippo? Io avrei, come l'ha detto suo papà, pensavo che andasse a finire diversamente. Forse sarebbe stato una giustizia per tutti. Grazie, arrivederci e buongiorno. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Nadia, io tornerei a Don David Berton. Ecco, oggi è una giornata importante di riflessione, ma io manderei anche questo servizio dove questo figlio non riesce ad accettare, ecco, di dialogare con questo uomo che ha ucciso suo padre in maniera così brutale, in maniera incredibile, selvaggia. Ecco, è troppo facile. Cos'è il perdono, Don David? Come fai a perdonare una persona che ha ucciso così brutalmente? Basta vedere le chiazze di sangue sul muro, una persona che non ti aveva fatto niente, che anzi ti aveva aiutato. Cioè io non riesco a capire come fai a perdonare un gesto del genere. Lo so che la Chiesa, la cristianità, il cattolicesimo porgi l'altra guancia, ma io non riesco come questo figlio possa perdonare un gesto inconsulto, brutale, da una persona poi che l'aveva anche aiutato. Ma la droga, ma cosa c'entra? Nel momento che prendi la droga sai che puoi andare anche via con il cervello, lo sai benissimo che la droga fa male. È per questo, allora, è per questo che magari non è il caso di liberalizzarla. Esatto, sei responsabile delle azioni che fai. Come quando corri in macchina a 200 all'ora, a 150, sai benissimo che il nemico è dietro l'angolo o l'amico e lo puoi uccidere. Cioè dobbiamo anche essere consapevoli dei gesti che facciamo. Allora andiamo a vedere questo processo dell'Ito Armelin, poi lo commentiamo col Don e dopo parleremo di Natale. Se incontrarlo dovesse significare uno sconto di pena, allora la mia risposta è no. Marco Armelin, uno dei figli di Adriano, il pensionato ucciso barbaramente a Pieve di Soligo all'interno della sua abitazione il 25 marzo 2022, non ha nessun dubbio e risponde senza incertezze alla domanda del presidente della Corte d'Assise di Treviso, che gli aveva chiesto se fosse disponibile ad un incontro nel quadro del programma previsto dall'Istituto della Giustizia Riparativa introdotto dalla riforma Cartabia, a cui il 36enne Mohamed Boumaraoun aveva chiesto di accedere. Ma la risposta è stata chiara: le scuse non potranno mai cancellare quello che ha fatto, non ci sono giustificazioni per la morte di mio padre. Ora spetterà alla Corte la decisione. In aula questa mattina il reo confesso, accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla volontà di compiere una rapina, non ha mai alzato lo sguardo. Accanto il suo legale, l'avvocato Filippo Viggiano. È stato ripercorso quel terribile giorno attraverso la testimonianza del figlio, di un operatore del suo M118 e del maresciallo dei carabinieri. Quella descritta è una scena agghiacciante: il pensionato a terra in un lago di sangue, le gambe e le mani legate da una corda. Il 36enne, che ha colpito più volte l'anziano nel tentativo di fuggire, si era fratturato il tallone e si era nascosto all'interno di un casolare vicino, dove poi è stato arrestato. Un tasso alcolemico di 1,05 e positivo alla cocaina. Mio padre, ha spiegato in aula Marco Armelin, non ha mai aperto a persone che non conosceva e quando il citofono non andava si affacciava alla finestra. Un pestaggio che ha portato l'anziano a morire il giorno dopo in ospedale. La prossima udienza è stata fissata per il 18 dicembre. Abbiamo in linea Wanda da Marghera. Ciao Wanda. Ciao. Senti, io volevo intervenire con 4 parole al fatto della morte di quella ragazza così. Io sono stata, io sono stata sposata per 63 anni e ho conosciuto mio marito 9 anni prima, che fanno 72. Quando avevamo qualche problemino noi, cercavamo di spiegarci e se lui non lo capiva gentilmente o io non lo capivo, ci spiegavamo. Ci siamo amati per tutti questi anni
E le donne, quando gli uomini incominciano ad essere violenti, dovrebbero mandarli fuori dalla porta subito o andarsene con i loro bambini e denunciarlo subito. Grazie Wanda, molto chiara la telefonata di Wanda, le riflessioni di Wanda. Prego Don. Ma io credo, parto da questa telefonata di Wanda, io credo che in 72 anni di conoscenza, 63 di matrimonio, 9 di fidanzamento, io credo che ci siano stati tantissimi momenti di perdono tra queste due persone. Non raccontiamoci la storia, 63 anni, come fosse un grande cuore, come succede nei social, sembra che sia tutto perfetto, tutto bello. Saranno stati 63 anni di tante occasioni di perdono, ma vede che il perdono nasce quando c'è davvero un'educazione e un saper amare. Un saper far spazio all'altro, capite? Quindi qui il caso di questo signore assassinato in questa maniera, certo il perdono secondo me è anche, io la penso così, è anche un dono, si può anche perdonare, nel senso che io non mi vendico nei confronti di questo giovane che ha fatto questo, ma chi ti cancella la memoria di quanto è successo? Chi cancellerà la memoria nella famiglia di Giulia e nella famiglia di Filippo di quanto ha fatto? Non è che si risolve il problema forse dicendo ma se si fosse tolto la vita e l'avesse fatta finita anche lui, quella famiglia non dimentica comunque che Filippo sia vivo, che Filippo sia morto. La sua famiglia non dimenticherà, come non dimenticherà la famiglia di Giulia. Ma che Filippo rimanga in carcere per tutta la vita, sì, perché veramente è stato di una fieratezza unica. Ma sono qui a ribadire la certezza della pena, Mirella, certo. Però... come? Certo, però il dimenticare, il non aver presente ti rimarrà per tutta la vita. Ecco perché dobbiamo prevenire, ecco perché dobbiamo arrivare prima di queste cose qua, perché possiamo parlare di diritti dell'infanzia, delle donne, eccetera, su cui siamo d'accordo, se no non saremo neanche a questo tavolo oggi, è chiaro, no? Però dobbiamo andare ancora più in profondità, dobbiamo andare più sotto, proprio su questa educazione al saper amare oggi, che non c'è più, perché se tu ci pensi, dall'altra parte siamo la società dei diritti, quando l'amare comporta anche dei doveri. Soprattutto? Comporta dei sacrifici. Ecco, allora o ci mettiamo in questa strada o non vedo soluzione. Allora, io chiederei anche a Vincenzo Allegra il perdono invece alla speculazione che fa alzare questi prezzi incredibilmente alti per tutto, frutta, verdura, pesce, carne, formaggi, latte, manca addirittura il latte, un banco alimentare ho dovuto andarlo a prendere perché non c'è neanche dalla Comunità Europea, non arriva neanche più il latte, ma soprattutto ecco, molti si arricchiscono proprio con la speculazione che nessuno ha il coraggio di toccare, che poi colpisce specialmente la popolazione, colpisce quelli che devono fare la spesa, i ristoratori che devono bilanciare i costi per far sì che il cliente ritorni. Prego Allegra, il perdono dei prezzi. Diciamo che noi siamo l'anello di congiunzione fra l'industria, le attività produttive e il cliente finale. Purtroppo siamo centri di costo e una volta che abbiamo fatto il food cost del nostro prodotto, logicamente va messo in vendita poi calcolando tutto quello che c'è da pagarci dietro come attività, come tassazione e di conseguenza purtroppo un'attività deve alzare, è costretta a fare ritocchi di prezzo per riuscire a stare dietro a tutto il resto logicamente. Non lo si fa molto volentieri logicamente perché capiamo anche la difficoltà dei nostri clienti stessi magari a volte a uscire una volta in più o a portare a cena fuori un'intera famiglia. Come è andato? Facciamo un bilancio dell'anno 2023. Fino adesso che bilancio potete fare? Nonostante la crisi, ma l'estate è stata una buona estate, molto caldo, molto all'aperto. Prego. Ma diciamo che la realtà dei fatti è che le persone hanno voglia di stare insieme, hanno voglia di uscire, hanno voglia di divertirsi
Il fatto stesso che si fa fatica a trovare nel nostro settore personale per il fine settimana dimostra che la gente vuole avere quella libertà, vuole avere la possibilità di godersi anche la famiglia appieno e quindi rinuncia magari a fare il lavoro extra che magari si faceva prima per arrotondare. Però sotto questo aspetto dobbiamo dire che anche l'estate e comunque tutto l'anno 2023 è stato un anno rispetto agli anni passati logicamente di crescita. Non si può dire assolutamente il contrario. Dopo diciamo che in realtà la crescita si scontra con una crescita globalizzata dei costi e di conseguenza poi una volta che vai a fare i bilanci, sì, il fatturato è aumentato, ma contemporaneamente sono aumentati tutti i centri di costo e di conseguenza si assottiglia. Guardi, facevo due conti proprio l'altro giorno col commercialista, parliamo per farsi un'idea rispetto all'anno scorso, al 2022, le utenze sono state il 140% in più solo nella mia attività. Generalizzato, quindi capite quanto Vincenzo, ti interrompo un attimo, se no mi cade la linea che ho Carlo e ho anche forato. Vai Carlo. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? Sono Carlo e parlo da Padova. Prego Carlo. Non sento niente. E noi ti sentiamo bene, parla. Sì, grazie Mirella. Si parla sempre di quelli lì, del Matteo, insomma Filippo e Giulia. E Giulia? E Giulia, sì, vabbè, ha fatto malissimo, da come ha cominciato, cioè l'ha sequestrata, l'ha portata via, l'ha picchiata, lascialo perdere. Si parla sempre di queste cose, ma non si parla mai di quella persona come donna che abbandona i figli, abbandona il marito con tutto quello che c'è da pagare e magari anche affitto, prendere una donna perché gli governa i figli qua, ma cioè queste cose saltano fuori solo quando che vengono ammazzate una donna oppure si fa solo per parlare. Prima c'era la guerra in Ucraina e andavamo avanti per mesi, dopo abbiamo mangiato per mesi la guerra in Africa e via discorrendo. Adesso andiamo avanti per un altro mese con Giulia e Filippo. Ma come si fa? Dobbiamo scandire le robe che succedono in Italia, sia da una parte e sia dall'altra. Mettono di tutto anche le donne e dopo vanno a mettere le scarpette rosse in piazza. Ma questo è il problema che abbiamo in Italia, ne abbiamo di peggio. Grazie, ho sentito anche le riflessioni di Carlo da Padova, che non sono assolutamente d'accordo che anche le donne combinano in tutti i colori, qualcuna per carità, ma non abbiamo di sicuro gli omicidi che abbiamo con i femminicidi da parte delle donne verso l'uomo, ci mancherebbe. Noi abbiamo questa che funziona molto anche, ci mettiamo anche in gioco. Allora Vincenzo Allegre, siccome Don rimarrà con noi per fare anche la benedizione, abbiamo visto anche il patriarca Moraglia che è entrato nella chiesa della Madonna della Salute in questo momento, eccolo qua. Ecco, che Natale si prevede, ma soprattutto questo profumo nell'aria del Natale, c'è o non c'è? Ecco, sentiamo Padova, ma in tutte le città. Io non so, lei sentite questo profumo, ecco, questa voglia di vivere, di stare assieme, quello sì è vero, quello si nota. Ecco, il contatto, ecco, con la persona. Prego. Ma sicuramente si cominciano già a vedere in anticipo gli addobbi fuori di Natale, il sentimento c'è. È ovvio che quello che sta succedendo oggi in Italia con Giulia e Filippo, nel mondo, in Ucraina, e nel Medio Oriente, con la Palestina e con Israele, un po' stonano col momento che sta per arrivare. Abbiamo bisogno di un po' di riflessione tutti quanti e probabilmente il periodo che sta per arrivare ci aiuterà un po' a rifletterci sopra. C'è bisogno un po' di amore nell'aria perché altrimenti questo mondo va un po' a rotoli. È complicato, ma guardi, credo che poco alla volta si entrerà nello spirito e quello che sta succedendo ci aiuterà un po' più a riflettere e magari a sperare in un 2024 un po' più
un po' più semplice, o almeno ce lo speriamo. Siccome ormai sono proprio in chiusura, ma devo fare questa domanda. Io sono stata a Venezia poco tempo fa e devo dire quello che mi ha colpito, che quelli che lavorano all'interno dei locali, che siano bar, che siano trattorie, che siano ristoranti, pasticcerie, sono tutti extracomunitari o quasi tutti. E quello che ho notato è che la gente non gliene può fregare di meno, cioè ha piacere di sedersi, di essere servita bene, di essere accolta bene, anzi forse hanno il sorriso e anche la gentilezza che molti lavoratori, anche i nostri, forse delle volte non hanno. Dice: ma chi gli ha fatto fare questo lavoro qua? Forse è meglio che cambia. Ecco, forse è la politica che non riesce a capire che forse dovrebbe fare un passo in avanti, quello che ha fatto la popolazione, che è più avanti della politica, per cercare di dare lavoro alle persone che magari hanno voglia di lavorare, di inserirsi, ecco, e sono convinta che arriveremo a questo, perché così non si potrà andare avanti. E non ho visto nessuna persona che si alzi, ecco, perché la sta mettendo al suo tavolo, c'è una persona o di colore tutti tranquilli e beati. Allora c'è qualcosa che non torna. Prego. Come dicevo prima, ogni generazione rompe un muro. Sicuramente i miei figli, che vivono in una scuola, anche in una classe multiculturale dove ci sono ragazzi che vengono da tutto il mondo, vivono nella normalità il fatto di stare con ragazzi che non sono italiani. Per me, che ho 43 anni, già avere all'età di 12-13 anni un ragazzo che veniva dall'estero era una cosa già particolare. Oggi è la normalità, e nei nostri locali è così. La normalità è trovare personale che viene da altre zone. Come dicevamo prima, è un'attività la nostra difficoltosa, è un'attività che porta via molte ore, che impegna parecchio, soprattutto nei fine settimana e quando la gente si diverte, cioè nelle feste. Adesso parliamo di Natale, ma mentre la gente sarà qua seduta a tavola, io e i miei dipendenti serviremo, cucineremo, prepareremo, sistemeremo. Di conseguenza, per esempio, come già detto in passato, probabilmente il futuro di questa attività sarà straniera, perché fatichiamo a trovare personale italiano, soprattutto che abbia la voglia ancora di confrontarsi con questo tipo di mestiere. E non possiamo dire che ci troviamo male a lavorare con un ragazzo egiziano o con un ragazzo albanese o con un ragazzo tunisino. Questo è un bel messaggio, dunque, quello che sta dicendo a lei. Questo è un bel messaggio. Non abbiamo difficoltà perché sono uguali, cioè non c'è. Ma sono il primo a dirlo, ma se pensiamo che 50 anni fa andavano la gente, gli svizzeri andavano al ristorante e trovavano i camerieri italiani, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Ecco, e credo che poi sia molto bello, e vorrei chiedere magari anche il parere di Vincenzo, no? Molto bello anche il fatto di saper gustare quando sei seduto al tavolo, di essere servito da un'altra persona, al di là che sia appunto un albanese, un indiano, un italiano di origine, ma te lo gusti nella misura in cui qualche volta sei anche tu che servi qualcun altro, che sia nel senso che è bello stare da una parte, come diceva lui, a Natale io lavorerò, giustamente, anche io lavoro il giorno di Natale, per esempio, più degli altri giorni, è più intenso degli altri giorni, no? Però anche il mondo del volontariato ma sì, ma e poi è il gusto anche di dire, cioè sai apprezzare il lavoro degli altri quando qualche volta sei anche tu a farlo agli altri. Devo chiudere perché sennò non ce la faccio. Allora, Vincenzo Allegra, come ci saluti questa mattina, cosa vuoi dire? Beh, vi saluto intanto ringraziandoti, perché è sempre un piacere essere qua nella tua trasmissione, e soprattutto per il lavoro che porti avanti di volontariato, che è fondamentale anche per chi per Natale avrà bisogno di un piccolo aiuto per poter vivere questo periodo con più gioia. Auguro a tutti i nostri clienti di passare un buon Natale e di passarlo nei nostri locali. E ricordo che il 25 di novembre, quindi fra 4 giorni, sarà la giornata mondiale contro la violenza di genere, e l'associazione APPE aderisce alla richiesta del presidente Zaia perché anche nei nostri locali venga esposto qualcosa di rosso, ovviamente per simboleggiare la nostra volontà di dire no alla violenza di genere. Basta che non mi mettete i tacchi 12, per carità. Ecco, che noi donne non li adoperiamo più, se qualcuno non lo sa, adoperiamo le scarpe da ginnastica. Ecco, per cortesia non mettete il tacco 12. Vincenzo, vengo a trovarti al ristorante una sera.
Molto volentieri, aspetto Grazie, salutiamo Vincenzo Allegra, ristoratore e vicepresidente Appe Padova, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Don David Bertone del Mani con noi, pubblicità. Allora, siamo ancora con Don David Bertone. Ecco, come ultima cosa, come ultimo appello, prima che Don David ci dia la benedizione, cosa vuole dire, Don? Allora, io mi sento di dire oggi, per tutti i discorsi che abbiamo fatto finora affrontato insieme, ecco, io chiedo una grazia oggi proprio all'intercessione, attraverso l'intercessione della nostra Madre del Cielo, che oggi si venera come Madonna della Salute. Io chiedo la grazia che ci mantenga con i piedi per terra e possa toccare il cuore di ognuno di noi. Credo che ognuno, io mi metto per primo anch'io, abbiamo tutti bisogno davvero di sanare la salute del cuore. La salute del cuore per non arrivare a questi eccessi, per riconoscere anche i limiti, per ritornare a parlarci tra marito e moglie, tra fidanzati, tra colleghi, eccetera, che ci sani veramente il cuore e ci doni il senso del limite. Il senso del limite che è un ingrediente fondamentale per non perdere anche la fiducia verso gli altri. La fiducia anche di dire, vabbè, non mi trovo, non sono d'accordo con la tua idea, ma so, il senso di limite, ma so che non arriverai a uccidermi perché ho un parere diverso dal tuo. Perché se non partiamo da questa base non possiamo neanche più confrontarci tra un po'. Se no ci faremo giustizia. Allora la Madonna davvero ci aiuti, ci tocchi il cuore e ce lo guarisca. Don David, perché si fa così fatica a dialogare? Ecco, perché siamo diventati una società così chiusa che forse ci vogliono proprio questi crimini efferrati per farci uscire tutti assieme, pacati, avete visto le fiaccolate? Ma quello che dicevo prima, perché siamo diventati la società solo dei diritti, si rivendicano solo dei diritti, il proprio egoismo e l'altruismo che passa attraverso i doveri, dove lo lasciamo? Dove lo lasciamo? Ripeto, il discorso di prima, la morte ci educa in questo, non la morte di Giulia nel senso certo. Il procurare la morte, ma l'esperienza della morte, le piccole morti anche ci educano che non esisto solo io, se no se continua il mio io diventa espansivo, enorme, abnorme e non lascia più spazio a nessun altro. Allora a questo momento facciamo la benedizione, è stato grande Don David Bertone, sa quanto ci tengo quando viene in trasmissione perché ne abbiamo veramente bisogno, perché dobbiamo riflettere su quello che siamo e quello che vogliamo anche fare o diventare. Certo. Prego. Niente, io ringrazio innanzitutto dell'invito, Mirella, vengo sempre volentieri quando posso, estendo questa benedizione chiaramente a tutti i credenti, ma vorrei che anche che se qualcuno non crede o di un'altra fede, ecco, l'accolga veramente con senso benevolo, proprio di un buon augurio, di un augurio di bene anche verso di loro. E inizierei facendo proprio qualche secondo di silenzio, pensando certamente a questa vicenda di cui abbiamo discusso anche abbondantemente quest'oggi, ma vorrei invitare ciascuno di voi, ecco, a pensare a quella persona, e quindi anche questo è un modo di amare e di essere altruista. Pensate a quella persona o a quelle persone che conoscete che hanno più bisogno in questo momento di aiuto fisico, aiuto anche morale, spirituale. Pensatele intensamente e le affidiamo tutte all'intercessione di Maria. Il Signore sia con tutti voi, scenda su voi tutti la benedizione di Dio Onnipotente per l'intercessione di Maria, Madonna della Salute, che oggi veneriamo. Il Signore vi benedica e vi doni la sua pace, vi mostri il suo volto, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. E buona festa, buona vita a tutti quanti e grazie ancora dell'invito, Mirella. Grazie a Don David Bertone, veramente grazie e spero che faccia una giornata di riflessione con tutti, ecco, queste persone che arriveranno oggi nelle chiese, perché saranno tante indipendentemente della Madonna della Salute e la fede che ci sostiene, che è l'unico obiettivo
raggiungibile che abbiamo. Grazie Don David. Di nuovo, grazie a voi, grazie. Saluto anche Moreno Pesce, collegato da Auronzo di Cadore. Ciao Moreno, ecco qua Moreno Buongiorno a tutti Pesce. gli ascoltatori. Ecco, intanto che giornata è, così cambiamo anche un po', stacchiamo un po' la spina. A Auronzo cosa c'è? Un sole bellissimo, fa freddo, non fa freddo? Prego Moreno. Secondo me fa sempre troppo caldo. sono abituato bene a temperature leggermente più fresche, proprio per stare al meglio. Di questi tempi qua purtroppo il cambiamento climatico ci sta regalando delle grandissime giornate di sole per fare delle belle passeggiate, però in contemporanea ci toglie il bello della neve, che è venuta ma è anche già sparita, almeno la parte bassa, cioè solo in alto, quindi c'è ancora margine da lavorare per vedere il cosiddetto bianco Natale. Senti Moreno, tu sei un atleta, sei famoso, ma soprattutto quello che vuoi lanciare ai giovani. I giovani fanno pochissimo sport, i giovani non riescono a capire l'importanza dell'attività fisica. Io sono andata nelle scuole proprio la scorsa settimana e ho sentito molti ragazzi che addirittura qualcuno, anche le ragazze, lo praticava, poi non lo fa più perché non ho tempo. E io penso che stiano diventando troppo pigri, non sanno neanche loro cosa fare, cosa vogliono, tutti questi messaggi devastanti. Cosa vuoi dire, Moreno, a questi ragazzi? E anche i genitori, forse. Fresco la settimana scorsa sono andato in regione, abbiamo parlato proprio con la signora Cestaro, Silvia, perché ero lì con mia figlia, abbiamo presentato il mio libro, L'arto fantasma e le mie paure, e quello di mia figlia che è il gatto Birillo, no? E abbiamo parlato proprio di attività. Mia figlia è super mega attiva perché fa 3 giorni pattinaggio su rotelle e 2 giorni pattinaggio su ghiaccio, quindi è abbastanza carica, no? È abbastanza carica di attività e di voglia di fare sport. Quando vedo e sento queste cose mi rattristo, perché lo sport è sempre una lezione di vita, lo è stato per me, lo è tuttora per mia figlia, come lo è per tante persone, tanti ragazzi che ho incontrato anche mercoledì scorso a Candide di Comelico, e parlando con loro si parla sì di sport ma anche di natura, sai, lì siamo in montagna e quindi è bello anche vedere che sanno di stalle, di animali, di galline, di uova, di cavalli. E naturalmente questa è una cosa che è spostata nell'ambiente della montagna. Per quanto riguarda invece l'ambiente della città, è un po' più difficile, perché domenica sono andato a fare un salto, che ero giù qui a San Giuliano, a Mestre, ho fatto un po' di giri sul parco ed è stato bello vedere che c'erano anche dei ragazzi che si cimentavano a fare un po' di attività sportiva, però sai, un conto è giocare con l'attività sportiva, un conto è praticarla a livello agonistico. Lo sport da bambini deve essere considerato un gioco e come istruzione, deve essere bello perché comunque c'è una squadra, c'è un allenatore, non ci sono più mamma e papà che dicono quello che devi fare, ma c'è qualcuno che tu devi seguire e ti deve dare delle indicazioni per cercare di fare del tuo meglio, per raggiungere la soddisfazione tua personale in primis. Successivamente può venire il risultato eclatante, no? Per ora, ma la cosa più grande è cercare di dare ai nostri ragazzi. Vediamo se ritorna. Come loro chiedono. Allora saluto anche l'avvocato Alessandra Bocchi, tutela vittime di reato. Grazie avvocata, come vuole lei, di essere qui con noi. Ecco, prima di vedere questo meraviglioso atleta con queste scalate vorrei chiederle, ma avvocato, ma cosa sta succedendo, ecco, nel mondo femminile causa di questi uomini che non vogliono crescere, non vogliono maturare, che pensano che siamo degli oggetti neanche preziosi, perché basta vedere con quale brutalità uccidono queste persone. Questa mattina un altro femminicidio, una donna strangolata. Prego, avvocata Bocchi. Intanto la ringrazio, Mirella, è sempre un piacere essere sua ospite. E cosa sta succedendo?
sta succedendo quello che forse noi non volevamo vedere. Vediamo purtroppo quotidianamente episodi che sono davvero, davvero allarmanti e un crescendo di violenza, anche perché l'escalation di violenza accade proprio quando magari una donna dice no, basta, non voglio più essere fidanzata, non voglio più essere sposata, e quindi chiede la separazione o semplicemente cerca di allontanarsi da quell'uomo. E lì può succedere davvero di tutto. Io leggevo stamattina sul Corriere quali sono i 9 campanelli d'allarme, perché ci sono anche dei campanelli d'allarme. Noi dobbiamo aiutare le ragazze. Si dice dobbiamo tanto aiutare gli uomini, ma aiutiamo le ragazze o le donne a capire quando bisogna bloccare o stoppare determinate relazioni. Quando abbiamo un uomo che ci controlla, che ci segue, che va pedinandoci, che vuole il telefono, chiede dove siamo state, questo non va bene. È quello che è successo anche alla povera Giulia, che cercava di raggiungere Padova per acquistare dei libri e si è trovata lui alla fermata dell'autobus che non doveva nemmeno esserci. Questo non va bene. Quando si hanno dei soggetti, ragazzi, che magari sono molto chiusi, che non hanno una vita sociale, che non fanno sport, non hanno grandi amici, dagli occhi si vedono poi determinate caratteristiche. Io gli occhi di Filippo, scusatemi, ma non sono degli occhi puliti, non sono occhi limpidi. La famiglia deve e può vederle determinate cose. Cioè noi dobbiamo entrare nell'ottica che qui dobbiamo davvero tutti far rete. In questo caso purtroppo non c'era una denuncia, quindi noi le forze dell'ordine, per quanto siano già in difficoltà, che i numeri non ci sono, le risorse non ci sono, non potevano fare niente. Però, avvocato, mi scusi, avvocato Bocchi, la mia domanda è che questa, ma è anche la comunità che dovrebbe stare vicino. Quando io ho sentito che quel signore ha chiamato il 112 perché ha sentito gridare Giulia, la prima cosa da fare, se fossi stata io che avessi sentito, sarei andata a vedere cosa stava succedendo. Ma come una ragazza chiede aiuto e uno fa il 112 è a posto, tanto arrivano le forze dell'ordine. Cioè quello di esporci, di metterci la faccia, oppure quell'anziana che ho detto prima all'inizio, questa mattina, che è caduta alla stazione di Treviso e nessuno andava a vedere cosa era successo, a vedere se aveva bisogno di aiuto, l'abbiamo fatta vedere. Ecco, anche qua ognuno di noi ha un po' di colpa, perché si fa fatica, io lo vedo, l'abbiamo sentito, Giulia, qualcuno ha sentito queste grida, ma fatto il 112 arrangino le forze dell'ordine, ma non può continuare così. Dopo quello che abbiamo sentito, se una donna che grida aiuto, andrai a vedere cosa sta succedendo, chiama qualcun altro, ma vai a vedere. Mirella, ma guardi, c'è indifferenza e profondo egoismo nella società attuale, questo lo dobbiamo dire. Perché io le vedo anche qui nella nostra città, c'era una ragazza che usciva dall'università e dietro un ragazzo che continuava a chiamarla, nessuno è intervenuto, e che non era successo niente perché era la luce del sole, ma questa poteva esserci un'altra escalation, no? Un aumento di violenza. Cioè la parola aiuto, avvocato Bocchi, ma ha un senso o no? Perché quando uno chiede aiuto vuol dire che ha bisogno di te. Ma ha solo quando ha dei risvolti su di noi, non sugli altri. Questo è il tema principale. Sentiamo cosa ne pensa, visto questo uomo, perché io voglio dialogare anche con gli uomini, questo scalatore, questo veramente atleta sportivo di questa vicenda. Ecco, perché dobbiamo mettere in gioco anche la parte maschile, cioè dovete essere anche voi che dovete iniziare a parlare, specialmente nel mondo sportivo, perché anche là ci sono delle situazioni molto pesanti verso veramente delle persone che magari non riescono a difendersi. Prego, Pesce. È molto difficile parlare di quello che è successo perché mi ha proprio appesantito molto questo weekend. Non è stato facile assorbire tutta la negatività che c'era nell'aria, si percepiva che c'era qualcosa di brutto che stava per accadere, che doveva essere solo svelato, ma non è che stiamo cercando una scusante. Io dico sempre che noi dobbiamo cercare di risolvere queste criticità, queste negatività, facendo vedere il bello della vita e dell'amore che c'è come nella vita di tutti i giorni. Io sono un padre
E ieri, proprio nel mio profilo, ho messo una foto nel profilo Instagram dove abbraccio mia figlia, una foto che mi piace molto di tanti anni fa. Non è che io sono il paladino, il salvatore del mondo, però in questo momento qua mi sono sentito proprio di mettere quella foto lì perché ho un profondo vuoto dentro a sentire questa notizia, quello che è successo e come è successo, perché ho spento, proprio sono andato poi in off, ho spento Facebook, ho spento televisioni, ho spento radio, ho cercato di vedere il meno possibile questa negatività, perché non è un messaggio positivo da trasmettere, non è una cosa bella, sicuramente bisogna parlarne, ma è un problema della generazione nostra, dell'educazione che noi abbiamo dato ai nostri figli e che forse abbiamo trasmesso loro la possibilità che tutto è possibile, possiamo avere tutto, e parlo da uomo, in realtà in questo caso bisogna imparare anche ad accettare un no, che è come accettare una sconfitta durante una manifestazione sportiva. Fa molto più effetto accettare una sconfitta che portare avanti o inseguirla in continuazione a rischio anche di provare ad inquinare quello che di bello si sta facendo. Quindi è vero, abbiamo visto anche Sinner quando l'avvocato Bocchi Pesce ha detto guardiamo gli occhi di questo ragazzo, non sono occhi limpidi. Io ho visto Sinner ieri sera, erano occhi che dimostravano tutta proprio la desolazione, che lui pensava di potersela fare. Ecco, questi occhi che parlano, come dice l'avvocato Bocchi, che ti fanno vivere le situazioni, non servono tante parole, basta uno sguardo e capisci se la persona è felice, sorridente, è tranquilla o sbaglio, avvocato Bocchi? Questi sguardi che non riusciamo più a comprendere perché non ci guardiamo più in faccia, i genitori non guardano più i figli, pochissimo, ecco, perché guardarli vuol dire mettersi in gioco, vuol dire cercare di trovare un dialogo, e non lo vogliono il dialogo perché sono con le spalle al muro, non hanno risposte adeguate, troppo tempo li hanno lasciati da soli, adesso perché vengono fuori e questa polvere sotto il tappeto che continua, anche se dentro di te sai che c'è qualcosa che non va in tuo figlio, ma stiamo scherzando, come fai a non vederlo? Prego, avvocato. Guardi, mi vengono in mente le parole di Paolo Crepè che appunto sui minori fa sempre un bel focus e fa comprendere a noi genitori quanto sia importante lasciare loro fare lo studio, ad esempio, fare lo sport, fare determinate attività in cui si possano concentrare e in cui possono effettivamente fare un qualcosa di loro, perché non è corretto trovarsi sempre la pappa pronta, diciamo, cioè trovarsi i compiti fatti, tutte le attività, quindi anche noi genitori dobbiamo molto probabilmente cercare, non è facile, perché penso sia il mestiere più duro quello dell'essere madre, essere padre, perché al lavoro è diverso, con i figli abbiamo una responsabilità che va oltre, perché abbiamo poi una società che corre, che va davvero sempre più veloce, quindi dobbiamo cercare di inserirli all'interno di dinamiche che non sono facili. Però noi genitori li vediamo i nostri figli, ecco, io questo credo, Mirella, cioè credo che effettivamente siamo in grado di comprendere se un figlio sta bene o non sta bene, se un figlio ha bisogno di aiuto, se ha bisogno di avere avvocato Bocchi, è così difficile farsi aiutare da parte di un genitore? Perché è là che parte tutto. Vediamo anche con la bulimia, con certe situazioni, il genitore arriva dopo, quando ormai già è un step molto alto, perché prima è una vergogna, farsi aiutare non deve essere una vergogna, devi renderti conto che ci sono persone addetti ai lavori che fanno proprio questo, tu da solo non puoi farcela, vedi che tuo figlio ha questo problema, cerca di chiedere aiuto dalle persone proposte, però non si fa. Come mai, avvocato? Perché magari non è così, è un po' uno scandalo, no? Dire ho un figlio che ha problemi, devo portarlo al centro o salute mentale o per i disturbi alimentari, perché vorremmo tutti i figli perfetti, vorremmo che fossero i migliori, che fossero belli, bravi, che non avessero problemi. Forse è difficile per un genitore accettare quella situazione, quindi comprenderla e quindi fare qualcosa.
A volte sono i terzi che aiutano di più, magari possono dare quel consiglio importante come magari o parenti o amici più vicini, effettivamente di cercare di avvicinarli magari alla rete, al medico, a qualche struttura dove possono trovare comunque un aiuto, perché effettivamente non è un giovane sano quello che magari è sempre rinchiuso in casa, anche perché videogiochi io non voglio parlare di videogiochi perché stiamo parlando di cose importanti, però la violenza è davvero dappertutto. Sì, anche la povera Giulia accoltellata, i coltelli una volta non si vedevano, dove li vediamo? Televisione, tutto quello che ora sta diventando non realtà, no? Questa realtà paranormale. Le ultime donne vengono quasi tutte uccise con le coltellate. È vero. È una riflessione che dobbiamo fare, anche questa. È vero, avvocato, fa bene a dirlo, quasi tutte vengono uccise, ma non con 1 o 2 coltellate. Cioè vedi che questo corpo inerte e 20 e 30, sempre tantissime coltellate dappertutto. Esatto. Allora è meglio che stacchiamo la spina per un momento, andiamo a vedere questa bellissima scalata di Moreno Pesce che forse ci fa capire che il mondo e la natura è un'altra cosa, forse dobbiamo avvicinarci di più per trovare quella tranquillità interiore che stiamo perdendo. Andiamo a vedere. Scalata 1. Moreno Pesce, scalata 1. Oggi siamo qui, io, Lio e Jacopo, al rifugio Strobel, sotto alle Tofane e sotto al Falzarego, direzione Torri del Falzarego. Adesso andiamo verso i resti del vecchio ospedale, ci avviciniamo al punto di partenza dell'arrampicata, della via, una via normale, giusto Lio? No, è normale, diretta. La diretta Scoiattoli non è più la normale, quindi sono fregato io. E quindi di conseguenza sarà una giornatina croccante. Oggi andiamo a fare la diretta Scoiattoli. E qua sulla parete della Torre Piccola di Falzarego. Andiamo terzo quarto grado con un passaggino di quinto. Poi dalla cima scenderemo con una calata in corda doppia di circa 20 metri e seguiremo il canale di discesa fino a rientrare su questo dietro qua, dietro la spalla, per poi riprendere il sentiero e scendere. Vediamo, siamo un po' tesi oggi perché è la prima dell'anno che faccio in corda, quindi io naturalmente a fare sempre le vie quelle più semplici, ma per ora è difficile, è stato l'avvicinamento. Adesso vediamo, lui è già andato via con uno stambecco, ma io sono qua con Jacopo che mi controlla, per fortuna. Siamo un bel team, ragazzi. Come prima di corda quest'anno è interessante anche perché non ti dà tregua, però non è eccessivamente difficile, è bella, come piacciono a Lio, perché Lio sai che dopo un certo grado non gli piace andare perché non è più divertimento, e io concordo con lui perché anche se queste cose qua non sono così difficili tra virgolette, non sono in apprensione, sono abbastanza sereno quando sono con lui.
Allora, prima di commentare questo video bellissimo con Moreno Pesce e con l'avvocato Alessandra Bocchi, abbiamo in linea Alessandra da Padova. Vai Alessandra, ciao. Ciao Mirella e buongiorno all'ospite. Che meraviglia sta scalata. Guarda dove arriva la forza dell'uomo. Meraviglioso, complimenti. Perché mi venivano i brividi a vedere come il piede, come lo metteva, ha una forza, io veramente non penso non ce l'avrei, però l'essere umano ha questo di bello, che anche di fronte alle difficoltà riesce a andare oltre, ecco, andare oltre di quelle che sono anche le emanazioni che una persona può avere. Ed è migliore, scusa, dei normodotati, è migliore di noi, non solo il Signore questo, ma anche altri casi ho visto e mi hai fatto vedere, stupendo e complimenti, e forza, e le faccio tanti auguri. Poi volevo dire un'altra cosa riguardo alla ragazza, alla Giulia. Allora Mirella, è vero, le persone dovrebbero intervenire, però io ancora l'anno scorso sono intervenuta tra due ragazzi, più lei violenta che lui, che erano davanti al supermercato qua in centro, non parliamo in campagna. E io sono intervenuta e ho detto ragazzi, la violenza a mamma non l'avessi mai fatto. C'era anche un'altra coppia, un marito e moglie, avevano avuto 40 anni, che si erano avvicinati perché hai sempre paura che succeda qualcosa. Non ti dico cosa mi ha detto lei, irripetibili, che pensi a... Comunque hai fatto bene, hai fatto il tuo dovere, hai però fatto bene. Io caratterialmente non sono una paurosa e dico quello che penso, nel senso, anche quando vedo qualcuno che butta la cicca per terra, io fumo il portacenere in borsa, Mirella, mi dà fastidio, è una roba che odio, l'educazione civica, morale, cioè mettiamole tutte, e io sono la prima a dire, ma scusa, hai buttato per terra la cicca, che sia bianco, nero, verde, non mi interessa, adesso la prendi su perché il cassonetto è lì, a 2 metri. Allora c'è quello che magari lo fa, ma c'è anche quello che anzi fa i dispetti, ti sputa. Io ho rischiato che mi sputassero addosso. Allora purtroppo non siamo tutti coraggiosi, io non è che sono la paladina del coraggio, però caratterialmente non riesco a sopportare determinate mancanze educative e mancanze anche di persone che trattano male, mi dà fastidio, mi dà proprio male il cuore, forse perché ho un passato, non io per fortuna, un passato un po' problematico, familiare, che a suo tempo ti racconterò, Mirella. Grazie però Alessandra, molto grazie di questa testimonianza importante, però Alessandra ha avuto il coraggio di avvicinarsi, di metterci la faccia, dice ho avuto anche paura ma non importa, l'importante è esserci e magari non da solo e farsi aiutare anche da qualcun altro che lo trovi sempre. Guarda, ti posso assicurare c'è sempre qualcuno, certo che bisogna andargli a prendere per mano perché sennò non ne andiamo a nessuna parte. Allora, quello che colpisce Moreno Pesce, vorrei dirlo qui questa mattina. Io quando ho presentato Moreno Pesce non ho detto una persona disabile, non ho detto un diversamente agile, l'ho chiamato per nome e cognome come atleta, che è giusto che sia, perché per me Moreno Pesce è un uomo e un atleta che si muove in maniera diversa, tanto è vero Moreno che io li chiamo diversamente agili, perché adoperano delle cose, una tecnologia anche avanzata che li fa muovere in maniera diversa, ma per me hanno un nome e un cognome. Forse dovremmo iniziare proprio di qui, chiamare le diversamente agili col proprio nome e cognome, perché sennò non ne veniamo fuori, continuiamo a dividere. Prego Moreno, cosa vuoi dire? Intanto complimenti perché sei un numero uno e non c'è niente da dire, prego. Grazie mille per i complimenti, ringrazio anche l'ascoltatrice che mi ha fatto queste belle, mi ha regalato queste belle parole che comunque creano sempre emozioni dentro me. Infatti mi piace anche vivere di emozioni e questa seconda vita mi sta regalando tantissime emozioni. È bello pensare che
anche quando i ragazzi della vostra trasmissione mi hanno chiesto che cosa vuoi scrivere sotto pancia, no? Quella scritta che c'è sotto il mio nome, io mi sono trovato un attimo in difficoltà, perché io non sono un atleta paralimpico e non mi piace neanche essere definito atleta, però ho detto, che cosa possiamo scrivere? Io sarei più un saltimbanco, no? Una persona che piace fare lo sport, piace vivere la montagna, allora mettiamo pure atleta e cerchiamo in qualche maniera di far trasparire il bello di quello che è successo, no? Perché io e te, Mirella, ci siamo già parlati diverse volte in passato e abbiamo raccolto e distribuito tramite questa televisione le emozioni di alcune mie salite, no? Anche oggi abbiamo fatto abbiamo fatto presentare un bel video, è stato bello vedere me, Lio e Jacopo in azione, ma sai, non tutti sanno che di questo video qua la cosa bella non è quanto io che ho fatto la salita Moreno Pesce atleta che va su come un gatto per la ferrata, eravamo in corda, non ferrata, scusa. Qui il bello è stato che la mia guida, Lio Denes, che non è neanche guida mia perché non vuole che lo chiamo guida, lui è mio amico, e ha avuto un problema fisico e c'è stato un periodo di stop. Quel periodo di stop ne siamo usciti facendo un'uscita come alla nostra maniera, siamo andati a fare una zingarata, io, lui e Lio, siamo quello è il team, e siamo andati a fare questa salita. È stata molto croccante, difficile da fare, però l'abbiamo portata a casa e proprio perché non è stata semplice come salita. Ogni volta che mi trovo di fronte a persone che hanno delle difficoltà, li invito a pensare che la montagna insegna sempre. Andare a camminare in montagna è come andare a un distributore e prendere di bello la vita può darti, perché se tu vuoi fare un sentiero, se tu vuoi raggiungere una vetta, per forza devi fare, ci sono dei momenti di difficoltà, dei momenti che è più semplice, no? La salita e la discesa, è tutto un dislivello che continua a susseguirsi, no? Allora, quindi noi dobbiamo pensare che Alessandra Bocchi. Moreno, scusami, ma sai che devo correre perché il tempo è tiranno, lo dico tutte le mattine, certo. Il tempo vola, ma soprattutto la salita e la discesa. Noi abbiamo molti giovani in salita, ma ne abbiamo altri che sono in discesa libera nel vero senso della parola, ed è là che dobbiamo porre maggiore attenzione, come ha detto lei, avvocato Bocchi, quelli che stanno facendo una discesa pericolosa per tutti noi, perché qualcuno li vede, li nota, però non ha il coraggio di avvicinarli, di chiedere cosa c'è che non va. Tante persone sapevano, tantissime dicevano che per loro era tutto normalissimo, ma lei giustamente dice basta guardare negli occhi le persone, forse riesce a capire, quegli occhi parlano. Prego, avvocato, e anche in merito a quello che ha detto Moreno Pesce, ecco, questa salita che fanno certi uomini, la seconda vita, che poi chiederemo a Moreno cosa vuol dire la seconda vita, rinascere. Prego, avvocato, si può rinascere dopo una discesa pericolosa se però quando arrivi c'è qualcuno che ti prende e ti porta su? Prego. Allora, innanzitutto a Moreno devo dire grazie per l'entusiasmo, la tenacia, la positività che ci fa vivere e ci sta dando in questo momento, perché davvero non è una cosa così facile. E riguardo i giovani alle salite, non è, anche lì è una strada molto molto complessa, si può salire, si può scendere, cioè bisogna innanzitutto prendere dal mio punto di vista cognizione se c'è un problema, se effettivamente c'è, grazie alla famiglia, alla scuola e alle persone più vicine. Io le dico, noi qui a Vicenza stiamo facendo un'opera di educazione alla legalità. E io lunedì mi trovo in un istituto professionale, tra l'altro in cui è appena stata aggredita un'insegnante ed è stata mandata al pronto soccorso, e fra tutte le scuole che potevo scegliere ho scelto di andare in questo istituto professionale dove forse c'è più da fare. Ho già fatto i licei sono realtà differenti, bisogna andare dove davvero c'è il problema, dove ci sono realtà difficili. Secondo me è possibile risalire, bisogna però fare tutta quell'opera di comprensione di quello che effettivamente è il problema,
comprenderlo, capirlo e fare qualcosa per reagire. Non sono cose così semplici, perché anche i giovani d'oggi hanno forse tante distrazioni, ma si perde di vista quello che è l'effettivo, le cose basiche, cioè il rispetto qui non lo vediamo, perché se io non rispetto un insegnante, non rispetto una donna, non rispetto mia mamma, non posso pensare che la mia vita sarà una vita corretta e normale. Quindi lì dobbiamo davvero chiedere aiuto e cercare di fare arrivare un qualcosa di vero a questi ragazzi, perché sono ragazzi in difficoltà. Io li chiamo minori o ragazzi fuori controllo, perché non ascoltano, perché se ne fregano totalmente di quelle che sono le regole del vivere. Manca qualcuno forse a dargli un'indicazione? Hanno modelli sbagliati anche nel web, youtuber, tutto quello che vediamo, sì, c'è di tutto, perché purtroppo questa nostra società del terzo millennio non aiuta forse a fare quel passo indietro che si faceva 20 e 30 anni fa per comprendere effettivamente cos'era corretto fare della propria esistenza. Ecco, poi una cosa volevo dirle, la certezza della pena sentivo nella prima parte di questa mattinata con lei. Sì, la certezza della pena, ma prima di tutto dobbiamo fare prevenzione, secondo me, e la prevenzione la facciamo appunto educando chi non è educato, facendo capire che questo è sbagliato. E poi bisognerebbe fare una grandissima riforma di quello che è il sistema penitenziario italiano, vuoi nei carceri minorili che nelle strutture penitenziarie che abbiamo, nelle reclusioni, perché finché non c'è un lavoro effettivamente da fare, questi ragazzi che vanno anche nelle strutture carcerarie penitenziarie italiane non fanno niente tutto il giorno, Mirella. Ah sì, lo so, e beh, anche nelle comunità faccio delle discussioni incredibili, perché veramente c'è da rivedere un po' tutto il sistema. Però, avvocato, è vero che io faccio e posso fare prevenzione sulle scuole, su quelli che non hanno ancora commesso niente, però educo. Ma quelli che lo hanno già commesso, avvocato, io voglio la certezza della pena. Quelli che l'hanno già fatto, che hanno tolto queste creature che non ritornerà più. Io esigo che ci sia la certezza della pena, perché qua in Italia non ne andiamo più fuori, più fuori, ci mancava anche la prescrizione, gli unici siamo, ci mancava anche le prescrizioni, 3-4 gradi di giudizio, una corte dice condanna, l'altro la toglie, capisce che sono messaggi devastanti. Allora andiamo a vedere la seconda scalata, devo correre perché veramente merita. Andiamo a vedere cosa fa il nostro Moreno Pesce, andiamo a vedere assieme a una squadra, perché non è mai da solo. Ecco, nominiamo anche questi nomi di questa squadra dopo Moreno, andiamo a vedere. Lio mi sta mettendo alla prova molto, però abbiamo trovato sì, una buona soluzione con quelle scalette finte che mi hanno aiutato a passare alcuni punti che non era per niente semplici. Però sì, caspita, veramente, a parte il panorama, è una salita che merita un gran rispetto. Abbiamo deciso di fare la torre bassa del Falzarego, la diretta Scoiattoli, e quindi l'abbiamo fatta, raggiunta, e non ci resta che festeggiare.
Andiamo alla torre. Salute ragazzi. Salute. Discesa non è un gioco, non è uno scherzo, e grazie alla mia guida Lio e a Jacopo che mi ha dato supporto siamo riusciti a fare team e di conseguenza a portare a casa un obiettivo stratosferico, un obiettivo che ha un significato molto più grande, più bello, perché era un periodo che eravamo fermi a causa di un piccolo problemino tecnico fisico di Lio, ed è stato bello vederlo bello attivo e combattivo lungo la salita. Ho fatto la diretta Scoiattoli, che si trova sulla Torre Piccola di Falzarego, una via di terzo, quarto superiore con passaggino di quinto, e sono 7 lunghezze più o meno. Moreno si è comportato ottimamente, qualche piccolo fastidio su qualche passaggio, ma ci sta, no? Ma per fortuna oltre al mio contributo c'è stato anche il contributo di Jacopo, che in qualche punto l'ha ben aiutato, per cui direi che possiamo portare a casa un bel obiettivo, possiamo essere felici e contenti tutti, compreso il sottoscritto. Allora Moreno, a parte nel ringraziare Jacopo, Luigi, ma soprattutto mentre guardavo e ti sentivo parlare, tu prima hai detto: che definizione mi do, cosa sono io? Tu sei un maestro di vita, poi volevo sentire anche cosa ne pensa l'avvocato Alessandra Bocchi. Proprio ti definirei un maestro di vita, nel senso che riesci a dare forza, fiducia a quelle persone che magari per un mal di testa non escono di casa, a quei ragazzi che per pigrizia anche della famiglia non riescono a capire l'importanza dello sport, dove puoi trovare anche della famiglia, degli amici, puoi realizzarti. Ecco, quel senso proprio di vita, tu hai detto la seconda vita, ecco, perché c'è sempre una seconda vita, una seconda possibilità. Prego Moreno, maestro di vita. Assolutamente. Assolutamente, più che maestro di vita, grazie comunque di quello che mi hai detto, mi fa molto piacere se posso dare il mio contributo anche a far passare un mal di testa a qualcuno. Diciamo che mi piace molto, più che investire per me, investire per gli altri e cercare di far vedere agli altri che si può raggiungere i propri obiettivi ed essere sereni anche nonostante le difficoltà che la vita ti pone davanti. Non è scontato che la gente riesca a vedere queste cose, però vedendo i video sono sicuro che ho prodotto un qualcosa che fino al 2011-2010 non esisteva. Io ho provato in passato a cercare informazioni per provare a rivivere la montagna come disabile, e non ne ho trovate. Cosa è successo? Spieghiamo anche cosa ti è successo, Moreno, per quelli che magari non conoscono la tua prima vita. Ho fatto un incidente in moto nel 1997 sulla statale Alemagna, tra le due gallerie, tra Ponte Tubo in direzione Longarone. Stavo scendendo da Cortina, da Misurina, e ho avuto un incidente abbastanza violento. E di questo incidente violento, che non ha colpa nessuno perché si chiamano incidenti, mi sono salvato.
E il bello di questa cosa è il ricordo del viso di mio papà quando mi sono svegliato sul letto d'ospedale e sembrava proprio quello di Beautiful, no? Sai, con tutta l'aureola attorno, e non vedevo molto bene, vedevo tutto sfocato. E di questa cosa qua, di quell'incidente lì, avevano provato a salvarmi la gamba, non ci sono riusciti, hanno dovuto amputare e l'hanno amputata da metà del femore in giù. E non è stato semplice, sarei bugiardo a dirti che non è stato semplice superare quel momento, però non è stato impossibile. Io sono qui oggi e tutt'oggi ho ancora qualche strascico che si chiama Arto Fantasma, che quelle scosse elettriche che ti danno il campanello, che ti dicono guarda che ci sono ancora, è la gamba Moreno, che non io ti c'è, prego, che ti dà visto dei che sei segnali. andato a Mestre, Però... di venire a Treviso un sabato, una domenica, perché io ti voglio far conoscere una persona del mio direttivo che si chiama Fulvio Marotto, che è senza gli arti inferiori, senza le braccia, senza le mani, senza naso. Eppure la voglia di vivere, quando lui ci racconta che era all'ospedale di sangue che schizzava dappertutto e che lui diceva ai medici tagliate, tagliate, sbrigatevi, tagliate, perché la voglia di vivere era superiore a quello che lui vedeva. Medici anche impressionati, anche non sapevano come gestire una situazione terribile, e lui che li incitava perché lui voleva vivere e sapeva che tagliando forse ce l'avrebbe fatta. Ecco, ti aspetto a Treviso, Villa Margherita Inclusiva, ti farò conoscere Fulvio, l'unica persona al mondo che ha la patente di moto, l'unica assolutamente, si fa gli arti. Ecco, vieni a conoscerla, Moreno, eccolo qua, questo è Fulvio Marotto. Ah, eccolo là. Perciò Sì. mi farebbe molto piacere che tu venissi a conoscerlo, perché le squadre sono tante e vanno viste e vanno messe assieme. Allora sentiamo anche l'avvocato Bocchi cosa dice alle parole che ha detto il nostro Moreno Pesce, ma anche a questa squadra che lo supporta. Ma questi giovani e queste donne, noi abbiamo il supporto, avvocato, io non ci credo, tante panchine ma non abbiamo il dopo panchina, il Parlamento si sta ancora discutendo di questo codice rosso, ancora la donna che deve lasciare la casa e lasciarla all'uomo e lei andare in comunità con i ragazzi, no, non va bene, avvocato, prego. Lì ci sono tante cose da vedere. Adesso abbiamo un codice rafforzato che prevede anche delle modifiche a quello che è l'ammonimento del questore, che può essere richiesto solamente non più in caso di stalking o bullismo, cyberbullismo, ma per tanti altri reati, quindi per tanti altri reati spia. Ecco, questo secondo me è una cosa che tanti non sanno, cioè il fatto che magari si può evitare di fare una denuncia perché ad esempio l'ammonimento è una semplice questione amministrativa, però dà alla donna la possibilità di avere comunque le forze dell'ordine presenti. Ecco, questo secondo me è davvero da sollecitare, insomma, tante volte, perché non è una querela, ma è la possibilità di avere un controllo su di noi e magari su un uomo maltrattante, ma anche per semplici reati, quali potrebbero essere le lesioni, una volta non erano neanche comprese. Quindi da settembre 2023 abbiamo questa novità dell'ammonimento. Poi un termine di un anno per denunciare, una volta era fino a prima 3 mesi, poi 6 mesi, adesso un anno. Ci sono delle modifiche e a volte però tutte queste modifiche, tutte queste belle cose arrivano troppo tardi, arrivano che magari la persona purtroppo non c'è più, che è già stata maltrattata, però sentivo anche questa mattina arrestato uno stalker con dell'acido, per fortuna è stato arrestato, per fortuna, ma perché allora lì ci sarà stata un'attività capillare a Milano è successo, di ricerca, di effettiva magari volontà della persona offesa a rivolgersi alle forze dell'ordine, perché molto spesso non si rivolgono, Mirella, questo è il problema. Sì, ma ho capito, avvocato, ma se uno si rivolge, fa 8 denunce, poi la troviamo ammazzata, capisce che va rivisto qualcosa, perché c'è qualcosa che non gira, perché dopo 8 denunce ammazzata, ma non è di sicuro colpa delle forze dell'ordine, ma c'è un anello che manca in questa catena, non c'è niente da fare. Allora Anna Maria da Vicenza, veloce perché sono in chiusura, vai Anna Maria. Ecco, niente, volevo dirti, grazie intanto di quello che fai, volevo dirti di quel ragazzo che ha parlato adesso. Sì? Parlerei volentieri anch'io con lui. Avrei proprio bisogno di parlare con una persona come lui. Prego, Anna Maria. No, ma
No, ma no, per televisione. Ma dai, ma qualcosa, cosa vorresti dire a questo uomo? Mi piace, io ho bisogno di qualcuno che mi ascolti. Cara, ho capito io. Per quello ti ho detto. Va bene, allora Anna Maria lascia il numero di telefono, poi vediamo se Moreno Pesce riuscirà a mettersi in contatto con Anna Maria, magari solo per dirle un ciao, ma lei ha qualcuno di cui appoggiarsi che ci fida, cosa non facile. Ecco, mi fido di questo uomo, mi fido di questa persona. Guardate che bellissima questa telefonata, guardate cosa riesce a fare, cosa riescono a fare le telecamere da sole, nel silenzio, come lavorano, però fanno vedere, come dice l'avvocato Bocchi, gli occhi, il volto, le parole di queste persone che parlano, che vengono ascoltate attentamente. Grazie Anna Maria cara, grazie, lascia il tuo numero che poi lo girerò a Moreno Pesce, perché è giusto dire anche un ciao a questa persona. Ecco, io penso che Moreno abbia capito benissimo. Certamente. Allora, come ci saluti Moreno Pesce? Vi saluto pensando a un 2024 scoppiettante, ricco di nuovi progetti e di voglia di andare in montagna. Oggi è velato fuori al massimo come situazione meteo, però non è brutto, quindi io vado anche in queste condizioni qua. Bravo, basta che non ci siano i temporali che mi prendono con i fulmini di carbonio. Noi arrampicati anche però per noi, soprattutto per la Mirella. Ecco, sto cercando anch'io di arrampicarmi con tutte le mie forze su temi delicatissimi che forse qualcuno non riesce a capire l'importanza, come ha detto Anna Maria, della solitudine che avvolge tante persone, della disperazione. È una cosa veramente brutta, specialmente da parte di queste donne, di queste mamme, di queste mogli. Dobbiamo imparare, Mirella, a regalare il più possibile cose belle che la gente vede in televisione, su YouTube, nei canali social, tutto quello che vuoi, ma noi dobbiamo provare con questo potente mezzo che anche tu sai molto bene usare, cercare di regalare speranza alle persone che ci vedono. Ecco. Grazie, Questo è il nostro grazie Moreno Pesce, guarda che ti aspetto a Treviso, ci tenteremo in contatto, ecco, così conoscerai soprattutto questo uomo che anche lui ha tanto da dare, si sta arrampicando anche lui, spero non negli specchi. Grazie, saluto anche l'avvocato Alessandra Bocchi. Avvocato, come ci saluta? Io vi do un arrivederci a breve, perché secondo me dobbiamo continuare a parlarne e dobbiamo cercare davvero di ascoltare chi magari ha paura e chi non riesce ad esprimere quelli che sono i suoi timori. Magari parlo di ragazze giovani un po' introverse, un po' chiuse, che si sentono in difficoltà. E dobbiamo noi parlarne e cercare di aiutare gli altri ed esserci. Quindi io vi do un arrivederci, a presto. Grazie anche all'avvocato Alessandra Bocchi, tutela vittime di reato. Grazie al nostro grande Moreno Pesce e a tutta la sua squadra. Pubblicità.
Allora, presento subito due graditissimi ospiti, perché questo video, perché abbiamo in presenza, ma collegata da Ferrara, Lara Merighi, coordinatrice nazionale Associazione Alleanza Cefalgici, Fondazione Centro Italiano Ricerche Neurologiche Avanzate. Grazie veramente di essere qui con noi, veramente grazie. Saluto anche il professor Lucio Montecchio, docente di patologie forestali all'Università di Padova. Grazie professore, mi ha portato un libro, lui non vuole ma io lo faccio vedere, che i libri del professor Montecchio sono bellissimi, guardate, sono storie bellissime che riguardano la natura, gli alberi soprattutto. Allora partirei proprio da Lara Merighi, ecco, questa associazione, l'importanza di questa associazione, prego. La nostra associazione si è occupata negli anni, come ha dimostrato il video che ha spedito, si è occupata con le regioni, con tutto il Parlamento, per far approvare la legge sul riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale, e il Veneto in questa diciamo, approvazione ha messo una forte e grossa mano. Poi si occupa dei pazienti, sostegno, abbiamo gruppi di mutuo aiuto online, in presenza, e siamo su tutto il territorio nazionale. Adesso collaboriamo e il Veneto ha già attivato diciamo un gruppo di lavoro ai quali partecipano molti medici della Regione Veneto, un gruppo di lavoro perché i decreti attuativi emanati dal governo ha detto alle regioni che devono fare questi progetti per la presa in carico del paziente cefalalgico, e si devono dar da fare perché hanno poco tempo per fare questi progetti. Quindi ringrazio tutte le regioni, e il Veneto è fra queste regioni, che si sono già attivate per fare questi progetti. Perché se devono farlo, Merighi, è giusto che lo facciano. Ecco, ringraziare dopo, quando secondo me si conclude la storia. Ringraziare prima, io starei attenta. Ringraziamo dopo, Merighi. Cominciamo a ringraziare quando vediamo i risultati più che prima, perché col prima sono molto titubante. Allora andiamo a vedere invece anche questo, un altro video molto bello, Germogli 1, invece del professor Lucio Montecchio, così conosciamo anche il professor Montecchio. Lucio Montecchio, professore ordinario di patologia forestale all'Università di Padova, autore di numerosi saggi e pubblicazioni su riviste scientifiche, definito dal Financial Times l'uomo che salva gli alberi. Non mi sembra una cosa da poco. Siamo qui in questo luogo splendido, culturalmente, per tradizione, per estetica, per natura, all'Orto Botanico di Padova, per fare questa chiacchierata a partire da Germogli, la tua pubblicazione edita da Cleup, che io ho trovato bellissima per la delicatezza, la gentilezza con la quale tu tratti questo rapporto intimo tra uomo e alberi. Grazie Matteo. E io partirei proprio dal frammento letterario che dà il titolo all'intera opera, Germogli, che sottolinea e va in qualche modo a ricordare quello che per te è stato l'inizio di un rito, di un gesto sacro, dove per sacro si intende non religioso, ma un gesto importante che benedice un momento particolare. Ci vuoi parlare di questo Germogli? Sì, Germogli è un breve racconto di questa raccolta di storie che ho scritto, e si rifà a una lunga passeggiata che feci con l'amico Mario. Intendi Mario Rigoni Stern? Intendo Mario Rigoni Stern, oramai 20 anni fa, nelle foreste di Paneveggio. E ho cercato di riassumere 2 ore di chiacchierata amichevole, cercando di raccontare un'immagine
che mi è ben fissa in mente. Si rifà quando gli chiesi: Mario, ma come ha fatto a sopravvivere scappando dalla Russia? E lui semplicemente ha allungato la mano e ha raccolto un germoglio di faggio. L'ha raccolto con la gestualità di un capriolo, di un cervo, e se l'è portato alla bocca. Ecco, io da allora tutte le primavere ho questo mio personale rituale che mi ricorda quel momento assolutamente indimenticabile. Che è un momento straordinario, come tanti ce ne ha lasciati Mario Rigoni Stern. Indubbiamente. Che è stato davvero importante. Però quello lo vivo come tutto mio, perché eravamo io e lui. Certo. E se vogliamo è anche il segno distintivo di questa raccolta. Cioè memorie intime, ma da condividere con la collettività, con una prosa davvero delicata. E per questo ti faccio i complimenti. Grazie. Totem è un racconto molto toccante, molto bello, nel quale tu racconti, ricordi l'incontro con questo signore canadese in occasione di un tuo viaggio in quel paese nordamericano, e questo signore dice: gli alberi non sono legno. Cosa sono? Sì, questo racconto, io soffro di insonnia, no? E dopo tutte queste ore il jet lag mi stava massacrando, quindi sono semplicemente sceso e ho incontrato casualmente questo signore, un nativo americano, come succede da tutte le parti del mondo, e le persone che appartengono a certe classi sociali, purtroppo esistono le classi sociali, fanno i lavori più umili, e stava pulendo questa pensilina e alla fine, chiacchierando, mi ha raccontato che suo nonno faceva totem, non scolpiva totem, faceva totem, era un artigiano di totem. E quando io gli ho chiesto: ma di che legno li fate i totem? E lui mi ha guardato sorpreso, mi ha risposto: non li facciamo di legno, li facciamo di albero. E lì ti lascia spiazzato, perché è la persona più semplice che io potessi trovare quel giorno. Mi ha detto una cosa magica, cioè che gli alberi hanno un'identità, hanno uno spirito, hanno un'anima, certo. E per questo è importante scegliere quell'albero invece di tutti gli altri che gli sono vicini, per realizzare quel totem che avrà quella funzione. L'albero non è legno, quindi, ma è cultura. È cultura, è tradizione ed è linguaggio. Ed è linguaggio. Lui dice: scolpiamo l'albero in funzione di quello che rappresenta al suo interno. Certo. E quindi hai il totem da matrimonio, il totem da funerale, il totem da... ci sono totem che servono semplicemente per prendere in giro bonariamente degli amici perché hanno fatto una grande marachella, e questo te lo dice l'albero finché è ancora albero, no? E resta albero anche sotto forma di totem, a rappresentare in un linguaggio universale che è quello della simbologia, un po' come i geroglifici oppure le iconcine che usiamo quando ci mandiamo messaggi al telefono, a rappresentare frasi intere, storie, a raccontare storie semplicemente dalla forma e dai colori che questo albero in una nuova versione prende. Certo. Ogni volta che taglio una di quelle querce mi si stringe il cuore. Queste foreste sono state il rifugio mio e di altri 8 miei compagni di classe per molti giorni, durante i bombardamenti. Questa è una frase di Andrei, una persona che hai conosciuto in occasione di un tuo viaggio in Slavonia, nella ex Jugoslavia, e si parla di bosco come rifugio durante la guerra. E in tempo di pace, ti chiedo, da che cosa può proteggerci un bosco? In tempo di pace il bosco ci protegge dai conflitti quotidiani, da quei banali conflitti che viviamo in modo anche esasperato, soprattutto in questo periodo particolare, assolutamente particolare. E quindi il bosco è rifugio come è sempre stato. Luogo dell'anima, di rigenerazione. Assolutamente sì. Certo. Questo Andrei ne ha viste di cose. Andrei ha visto, c'è un brano in cui dice, la chiamavano pulizia etnica, sì, ma di pulito non c'era nulla, no? Sì. E lui me l'ha detto di persona 3 anni fa, Andrei. E quella è una frase che veramente ti lascia una pietra nel cuore. Assolutamente. Allora, intanto grazie professor Montecchio per questi bellissimi video che fanno capire l'importanza della natura, degli alberi. Questo libro che lei ci ha portato, lo faccio vedere, proprio germogli,
Ecco, un libro molto importante che invito tutti a leggere per capire l'importanza degli alberi, della natura. Questo orto botanico che abbiamo visto a Padova, che pochi sanno addirittura che c'è, poi andiamo alle Maldive, però non conosciamo neanche i tesori che abbiamo a due passi, perché questa è la verità, bisogna anche dirlo. Andate a visitare, vedrete delle meraviglie incredibili. Prego, professor Montecchio. Sì, grazie. A questo proposito, sicuramente ci sono addirittura molti padovani che non hanno mai visitato o visitato con attenzione l'orto botanico, che è un patrimonio dell'umanità, un patrimonio dell'UNESCO assolutamente splendido, il più antico orto botanico al mondo, tuttora preservato assolutamente e funzionante, perché è un laboratorio a cielo aperto per tutti gli studenti dell'Università di Padova, al di là delle visite turistiche, no? Colgo l'occasione per ringraziare l'Orto Botanico di Padova per questi 2 brani girati durante la pandemia, come avrete visto dalla mascherina che portavamo, il quale Orto Botanico ha fortemente voluto questa presentazione del libro, quindi è stato anche coperto finanziariamente dall'Università di Padova, quindi assolutamente grazie. Grazie anche a Matteo Righetto e a Giorgio Gobbo, grandi amici. Allora, professor Montecchio, l'importanza di far conoscere ai bambini. Ecco, prima io con lei si dialogava e lei mi diceva i ragazzi, i bambini hanno paura addirittura delle galline, delle faraone, hanno paura di tutto, perché i messaggi sono devastanti e quello non conoscono quella che è veramente una realtà che per noi era normalissima una volta, giocare tra le galline, le anatre, le oche, non si aveva paura di niente, le pecore, gli agnellini. Qui addirittura hanno paura delle galline. Cosa sta succedendo, professore, secondo lei? Sta succedendo che ci siamo completamente, molti di noi, non tutti per fortuna, ma molti di noi ci siamo urbanizzati e forse anche non lo so, però mi viene da pensare che sia anche un po' per quella, non voglio dire senso di vergogna, ma pudore, insomma vogliamo nasconderci il nostro passato contadino. Io continuo a mostrare le mie mani quando si parla di queste cose, io non ho mani da professore. Ho generazioni di vita contadina alle mie spalle che mi hanno permesso di diventare professore. Perché questa vergogna? Ecco, invece che, lo devo dire, mentre molti ragazzi molto giovani invece stanno riscoprendo questo mondo agricolo, la montagna, gli alberi, la natura, sentono, lasciano i posti di lavoro, hanno il coraggio di fare questo, quello che non si aveva una volta, vuoi lasciare il posto di lavoro, anche se è un bel posto lo lasciano perché vogliono anche vivere, non vogliono solo lavorare, vogliono vivere questi ragazzi. Prego, professore. Sì, fortunatamente se ne parla molto e questo dà enfasi a queste pochissime persone che fanno questa scelta. Ce ne vorrebbero molti di più, che poi è la scelta semplicemente, in piccolo lo possiamo fare tutti, di farsi l'orto a casa, di fare una passeggiata in montagna, invece di andare al centro commerciale il sabato pomeriggio, sui Colli Euganei, conoscere gli alberi. Lungo un argine, conoscere gli alberi, scoprire che i bastoncini di pesce vengono prodotti catturando un pesce e lavorandolo, che non ci sono i draghetti della pubblicità avidi di questi prodotti surgelati, che il petto di pollo non nasce al supermercato confezionato col cellophane, ma è parte di un corpo di un pollo, e quindi ci manca oramai questa concatenazione di conoscenze che partono. Io ho avuto la fortuna di nascere in campagna, in una famiglia che aveva il pollaio, che aveva i campi, quindi per me è del tutto normale dare per scontato che un petto di pollo, per averlo devi squarciare il petto a un pollo. No? Sì, no, non ce l'hai. Detta così è una cosa assolutamente brutale e io credo che davvero stiamo vivendo e probabilmente non c'è ritorno in una situazione in cui una coscia d'agnello vive una vita sua, no? Cioè l'agnello bellissimo che andiamo ad accarezzare negli zoo safari, in quelle centri, fattorie didattiche, è quello stesso che poi viene ammazzato per farne 2 spalle e 2 cosce e tutto il resto che c'è attorno. E ci manca questa connessione qua. Credo che sia anche un peccato. L'agnello del presepio che facciamo, che mettiamo tutte queste pecorelle nei presepi. L'agnello sacrificale, io non frequento la chiesa, ma non ho ancora capito perché sacrifichiamo l'agnello. No? Ecco, ma al di là di questo ci manca proprio oramai questo contatto, non a tutti per fortuna, però a noi
fortunati ad essere nati in un momento, in un luogo che ce lo permette, ci manca questo contatto con la quotidianità, e allora quando in questi giorni sentiamo odor di letame nei nostri campi diciamo che puzza, senza pensare che senza quello il frumento non viene su, ecco, in questo senso. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, professor Montecchio, poi lo ammazziamo, così ci togliamo tutti i problemi e abbiamo risolto il problema. Glielo chiederò al prossimo don che avrò in trasmissione, avevo uno anche questa mattina. Allora, Lara Merighi, ecco, la natura, ecco, la tranquillità, la pace possono influire su quella che sono queste emicranie, queste cefalee, su uno stress di vita quotidiano che veramente è difficile uscirne. Prego. Può aiutare. Io ho una ragazza con la quale faccio una chat di sostegno tutte le settimane, anche 2 volte alla settimana, e lei va in un bosco proprio per trovare un po' di silenzio e un po' di attenzione nei suoi confronti, rivolgere l'attenzione a quello che a lei può servire. Ma vivere con una malattia invisibile per noi è molto difficile, perché prima di tutto sono le donne che più ne soffrono e quindi c'è una sottovalutazione enorme. E un'altra cosa importante è che gli uomini riescono a curarsi meglio anche perché hanno possibilità economiche. E quindi le donne, per esempio, molte volte sono mamme, sono donne che non lavorano e quindi fanno fatica anche ad accedere alle terapie, ma anche a lamentarsi, perché quello che si sentono dire fa male quanto la malattia cronica che una donna ha, e quindi sta zitta e vive il suo dolore nel più assoluto silenzio. Allora, Lara Merighi, lo sa che ho avuto ospite 2 volte la scorsa settimana il professor Garattini, il quale indignato dice: ma lo sapete voi donne che tutti i farmaci vengono testati sugli uomini? I farmaci che voi prendete sono solo testati sugli uomini e li diamo alle donne. Quando vi ribellate? Lo ha detto il professor Garattini per ben 2 volte in questa trasmissione. Prego, Merighi. Lei pensa che noi non ci ribelliamo? Quante volte abbiamo fatto presente questa cosa? Quante volte l'ho fatta presente? Ma non serve perché non ci ascoltano. Anche se è una malattia prevalentemente al femminile, non ci ascoltano. E quindi è impossibile per noi, anche a volte ci tolgono proprio anche la forza di reagire. Guardi Lara, io non lo so, però io non lo sapevo questo, avevo anche un'avvocata, una donna, una sindaca, anche lei indignata, nessuno sapeva questo, non ci dicono niente, ecco, forse lei addetti ai lavori ne sapeva qualcosa. Lei professore sapeva che i farmaci che prendono le donne sono testati solo sugli uomini? E sto parlando con un professore docente all'Università di Padova, perciò non di sicuro uno degli ultimi arrivati, però a noi quello che ci interessa e che potremo anche combattere assieme non lo sappiamo, non ce lo dicono. È questo che sta dicendo la Lara Merighi, professore, noi sì, però non abbiamo la forza, specialmente anche da questa parte femminile che si mette sempre in gioco, che si rimbocca le maniche. Prego professore. No, non sapevo assolutamente che i farmaci, soprattutto indirizzati alle donne, siano testati solo sugli uomini, prevalentemente o esclusivamente sui maschi, e la trovo una cosa, da ricercatore, la trovo una cosa poco sensata, diciamo così. Anche perché il professor Garattini spiegava che la donna lo assume e ha un determinato profilo, l'uomo lo assume e ha un altro profilo, cioè bisogna capire bene, lo diceva il professore, e lunga vita a questo grande professore che veramente ha il coraggio anche di dire quello che sta succedendo anche nel mondo della ricerca, e questo non va bene. Lara Merighi, ma lei cosa si aspetta adesso? Ecco, dopo tante battaglie, perché bisogna vincere la guerra alla fine, quante battaglie si dovrà ancora fare per dare proprio quel giusto supporto alla donna anche in questo caso, con queste cefalee, con queste emicranie che la distruggono, ecco, la stressano, andare a lavorare ne diventa impossibile a volte. Prego. Guardi, io sono
cefalgica cronica da sempre e non mi sono mai fermata. Se noi diamo fiducia alle donne, diamo comprensione alle donne che soffrono di cefalea cronica, sappiate che date ascolto e aiuto a una persona che non molla mai. Diffidate se molla, perché una persona con cefalea cronica è una persona che è instancabile, non finisce mai di lavorare a sé e fa un lavoro e progetta altre 20 cose da fare. Quindi io dico sempre che se avessi un'azienda assumerei quasi tutte emicraniche, perché sono persone con una capacità enorme. Allora andiamo a vedere, devo correre purtroppo, questo video story proprio di Lara Merighi. Mi chiamo Lara Merighi, abito a Ferrara. L'emicrania mi è stata diagnosticata a 44 anni. A me piace moltissimo cucinare. In quel momento lì lavoro proprio pensando alla gioia di questa persona quando la riceve. Ho 3 figli meravigliosi, poi ho 2 nipotini bellissimi, ho un compagno, Gabriele. Lui sopporta qualsiasi cosa. Non posso desiderare di più. Fin dalla materna mi portavano a casa da scuola perché stavo malissimo, perché vomitavo. Avevo mal di testa tutti i giorni, sempre, sempre. Io ero già cronica. Quando una persona soffre di emicrania cronica non ha più la visione reale della vita. Lui si sente come se fosse nel più profondo degli abissi, immerso nel nero, nel silenzio più assoluto. Io lì ci sono stata. Poi piano piano ne sono risalita. Quando adesso incontro delle persone che stanno male, io vado giù con loro. Io finché lei non è risalita e non vede la luce del sole, io non la mollo mai. Le rinunce che deve fare un emicranico non si può fare l'elenco, perché rinuncia ad uscire, rinuncia a un lavoro anche. A volte per forza deve rinunciare anche al matrimonio, perché molti mariti si separano da una emicranica. A Ferrara, al gruppo di autoaiuto, noi sappiamo che possiamo parlare, non veniamo giudicati, ci incontriamo ogni 15 giorni in uno studio di un medico. Io sono a disposizione praticamente tutta la giornata, sto talmente tanto al telefono che ho bisogno di cuffie, sto ore al telefono e sono disponibile sempre. Io non penso mai di essere di aiuto agli altri, ma sono gli altri che sono di aiuto a me. Quando noi parliamo per fare la differenza da un mal di testa normale e a un'emicrania, il fatto che noi siamo messe nel calderone di tutti i mal di testa non ci fa sentire persone ammalate, ci fa sentire persone sbagliate. Quindi è importante che ci diano la patente di emicranici. Avere l'emicrania vuol dire che quando fai un passo e appoggi il piede a terra, si ripercuote nella testa. Io mi facevo trascinare per terra, mi sedevo su uno straccio e il mio compagno mi tirava, perché così non appoggiavo i piedi a terra. Si deve sapere che chi vive la vita così è all'inferno sempre. E questo 20-30 giorni al mese. E io non so cosa vuol dire avere mal di testa. Io ho l'emicrania. Ci sono cose a cui devi rinunciare. Per me è il mare d'inverno. Beh, quello è un sogno, perché è troppo lontano. E camminare in mezzo alla sabbia per me non è stato possibile per più di 20 anni, perché non riuscivo. Adesso non lo so, devo provare.
Abbiamo in linea Paola da Padova. Ciao Paola. Ciao Mirella, buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Allora, malattie croniche è terribile, perché vivere una vita di sofferenza, oltre a tutti i problemi che ha uno, è veramente una vita infernale, fra virgolette. E volevo fare appunto puntare cioè, l'attenzione sul fatto della ricerca. Quello che ha detto Garattini, se ti ricordi, l'ha detto in risposta alle mie domande, perché io che non sono né medico né ricercatrice, è più di 30 anni che so questa storia della ricerca che fa acqua da tutte le parti, ma come Garattini stesso ha detto fa acqua da tutte le parti, perché, o da molte parti, perché è data in mano alle ditte farmaceutiche, le quali inseguono il profitto e non certo la salute dei cittadini. L'unica salute che ovviamente gli interessa è quella delle loro tasche. Quindi l'importanza per 1000 motivi è uno, soprattutto quello della nostra salute, perché quando c'è di mezzo solo i quattrini, la salute viene messa in secondo passo. Quindi se noi non ci battiamo perché la ricerca sia libera, indipendente, sovvenzionata dallo Stato, non dalle ditte farmaceutiche, ci sarà un disastro per tutti, per le donne. Ma pensa che oltretutto Garattini stesso, visto che la ricerca delle ditte farmaceutiche è basata al 93% sugli animali, Garattini stesso ha detto che viene fatta sugli animali in seconda battuta per legge e in terza battuta che viene fatta sulle persone. Garattini sono decenni che ci dice che poi alla fine i primi sperimentatori veri è l'essere umano, ma solo gli uomini in questo caso. Cioè le donne sono ancora di più penalizzate, ma se la ricerca non viene fatta sulle donne e c'è già differenza tra uomo e donna, figuriamoci da animale a persona se non c'è una differenza enorme. E che 1000 lacune, 1000 farmaci, dico 1000 ma sono molti di più ritirati, ma ritirati dopo quanto? Dopo 20 anni che hanno fatto morti, disastri. Perché Paola, devo interromperti perché ho un minuto, devo salutare le ospiti, sei arrivata troppo lunga, non ce la faccio. Allora sentiamo il professor, grazie comunque Paola della telefonata e delle tue riflessioni. Professor Montecchio, come ci saluta? Vi saluto ricordandovi che oggi 21 novembre è la giornata nazionale degli alberi. Per legge dello Stato dal 2013 e così come tutti i giorni, ma soprattutto oggi, dovremo porre attenzione al nostro ambiente e considerare chiaramente l'albero come l'emblema, il simbolo, diciamo il logo dell'ambiente che ci è vicino. Quindi oggi in tutta Italia ci sono manifestazioni varie, io parteciperò a 3 di queste e buoni alberi a tutti. Grazie anche a Lara Merighi, grazie alla posta di Mirella. The final jive. So, ladies and gentlemen, we come to the last dance of the evening. And it would be wrong if I didn't introduce these last great giants, these last stars of the show. Put your hands together for Kirill and Valeria, Nino and Andra, Pavel and Paulina, Charles and Ina, Massimo and Lara, Dorin and Marina. Ladies and gentlemen, the last dance, your last chance to cheer, to stamp your feet, to get up out of your seats, to do whatever it takes to bring the house down here on the 70th anniversary of the International Championships at the Royal Albert Hall. The magic of when two become one on the dance floor. Ladies and gentlemen, I give you our professional Latin American competitors. Put your hands
better way to finish such a terrific night. Watching the 6 best couples in the world dancing a drive exactly how it should be danced. Just sheer brilliance.